Buonasera a tutte e a tutti. L'Istituto Gramsci partecipa alle manifestazioni che si svolgono per le vie di Palermo, come succede in ogni città. Partecipa con i suoi componenti, partecipa anche come ente, come entità. Cioè, l'Istituto ha scioperato, per esempio, l'ultimo sciopero generale, l'Istituto era chiuso. Da che parte stiamo? Lo dice la bandiera, che non abbiamo mai esposto una bandiera, penso che a memoria mia, ma stavolta non si può non esporla. A questa partecipazione così spontanea, che a memoria mia non c'è mai stata, né in Italia né altrove, una partecipazione non organizzata naturalmente, ma una partecipazione spontanea di persone che mai hanno partecipato ad una manifestazione. È veramente una cosa singolare. Accanto a questo avevamo l'esigenza di parlare un po' di questo fenomeno nel contesto degli eventi storici, cioè di capire come nasce, perché fenomeni del genere non nascono come i funghi, hanno una motivazione spesso molto remota e a questa esigenza risponde l'odierna manifestazione. Abbiamo accolto perciò la proposta che ci ha fatto Tommaso Baris di parlare di questi due libri di cui parliamo oggi e coprire questa esigenza di comprensione ampia, di comprensione nel corso della storia di quello di cui abbiamo soltanto l'epifenomeno odierno. Dietro c'è tutta una storia che viene narrata in questi libri, perciò attribuiamo a questo incontro, che vedo che ha suscitato grande interesse, a giudicare dal numero delle persone, che ringrazio, e ringrazio soprattutto i due autori che ci hanno fatto questo onore e piacere di parlare di questo argomento. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io mi unisco ai ringraziamenti per le due persone che stiamo ospitando. Io sono particolarmente contento del fatto che siano venute a Palermo. Sono Arturo Marzano dell'Università di Pisa ancora e Maria Chiara Arioli dell'Università di Modena e Reggio. Sono due storici, anzi uno storico e una storica, che si sono a lungo occupati molto seriamente di Medio Oriente e che hanno studiato Israele e la Palestina e anche ovviamente la complicata relazione che esiste tra, come dire, questi due termini e come dire, anche poi le popolazioni che ci stanno dietro. In realtà, come abbiamo capito, l'incontro, poi come succede sempre in queste occasioni, abbiamo consigliato dei testi di lettura in qualche modo. Uno è l'ultimo libro forse il penultimo, Arturo scrive molto quindi non riesco a stare sempre dietro, questa terra è nostra da sempre, che è in realtà una storia del conflitto, come poi abbiamo discusso, che ha radici lunghe ma non è atavico, e cercheremo anche di spiegare perché abbiamo scelto poi di declinarlo in un certo modo. E invece abbiamo qui anche presente un testo che è stato scritto in realtà da due colleghi palestinesi, di cui però Maria Chiara Arioli ha fatto una postfazione molto importante, perché è una ricostruzione della storiografia palestinese, ovviamente, che ragiona anche sul conflitto. Ma in realtà, come dire, la questione dei libri era un pretesto per provare a inquadrare insieme a voi, offrire una prospettiva storica al conflitto che noi stiamo vivendo e a cui stiamo assistendo in maniera così tragica e drammatica. Io sono molto contento che siano venuti qui a discutere con noi di questi temi, e sono anche contento che ci sia un pubblico così ampio e una partecipazione così grande. Do prima la parola ad Arturo, che credo vi mostrerà anche delle immagini. Allora, brevissima cosa sulla discussione. Abbiamo detto Palestina e Israele dal sionismo di insediamento, e quindi che cos'è il sionismo, che cosa intendiamo noi con sionismo di insediamenti, quanti erano i sionismi, questa è una questione molto importante da capire, cioè se
quello che sta succedendo come dire, sia un esito predeterminato o invece no, cioè frutto di una serie di sviluppi storici, fino ovviamente poi cercheremo di ragionare su quello che sta accadendo nella più stretta attualità. Quindi da qui la scelta di richiamare, diciamo, di richiamare la situazione attuale di Gaza. Abbiamo scelto il termine diciamo genocidio, ci siamo anche confrontati con i colleghi su questo, perché è una categoria ovviamente molto pregna di significati e su cui gli storici stanno discutendo, e proveremo un po' anche a ragionare insieme a voi di questo con voi. Prego Arturo. Allora, buonasera a tutti e tutti, una caramella, perdonatemi, e grazie molto dell'invito, sono molto contento. E a me piace molto la Sicilia, quindi quando c'è l'occasione vengo a un gran piacere. Allora, questo è un po' l'argomento di cui vorrei parlare. È un argomento ovviamente molto molto ampio, io cercherò di fermarmi in 30 minuti, tendo a parlare un po' veloce, come chi mi conosce sa, se esagero voi bloccatemi. Il titolo, che forse è un po' strano, voleva mettere al suo centro due termini importanti. Il primo è democrazia, perché c'è una grande domanda quanto e fino a che punto sia stata Israele una democrazia. Prima lo era, meravigliosa, poi dopo cambia tutto, e non lo è mai stata, ora fino a che punto lo è, e proverò rapidamente a parlarne. E l'altro è un termine che forse di cui si parla meno, che è demografia, ma è un elemento centrale. Se dovessi dire, poi vediamo Mariana cosa ne pensa, due parole chiave per comprendere il conflitto israelo-palestinese, direi che sono terra e popolazione. È l'incontro fra questi due termini che è cruciale, e direi che comprendere il rapporto fra terra e popolazione, quindi quanta popolazione c'è, quanta maggioranza, quanta minoranza, secondo me fa capire perché quello che vediamo oggi a Gaza è quantomeno una pulizia etnica, un tentativo di pulizia etnica. Allora, io ho queste slide molto piene, perdonatemi, però poi le lascerò, quindi magari io non tutto potrò dire, però potete appunto semmai tornarci se vorrete. Io vorrei dire questi elementi, vorrei dire un po' il sionismo è tante cose insieme. Ecco, una delle cose che spero rimanga di questo intervento mio, io vorrei che il termine sionista non venisse considerato un insulto. Non si può dire sionista, perché il sionismo è tante cose e parte, come dirò, spero fra poco, a fine Ottocento, come un grande sogno di emancipazione nazionale. Quindi questo vorrei spiegare in che senso e quali sono i sionismi e perché poi si è arrivati al governo di Israele oggi, che vuole portare avanti un piano di pulizia etnica a Gaza in maniera molto molto chiara. E poi vorrei provare a interrogarmi su come si passa da un progetto ideologico, culturale, politico alla realizzazione concreta, quindi perché poi nasce Israele e come nasce, e poi affrontare nel corso della storia di Israele il rapporto tra democrazia e demografia. Allora, tanto parto dicendo, ho messo questa citazione nota di Yoshua, scrittore israeliano molto noto, che ha negli ultimi anni della sua vita fondamentalmente detto i due stati non possono più essere realizzati, pensiamo a uno stato unico. E il fatto che l'abbia detto lui mi sembra interessante, perché quando si discute ma allora i due stati, ma allora chi non vuole due stati, allora chissà cosa pensa. Beh, c'è parecchia gente israeliana che pensa che uno dei modi per provare a fare la pace fra i palestinesi è uno stato unico. Poi vedremo in che modo qui demografia e democrazia si intrecciano. Il sionismo quindi è tante cose, una piattaforma con tante cose insieme. Sono sionisti la sinistra e la destra, sono sionisti i laici religiosi, sono sionisti i suprematisti ebraici e quelli che invece credono in una dignità dei palestinesi, che pensano che anche i palestinesi abbiano diritto alla loro autodeterminazione. Questo per dire che sionismi è un concetto molto molto plurale.
quando nasce il sionismo? Nasce a fine Ottocento. E qui ho messo una foto, questo è 1997, il primo congresso sionista, quando nasce la Federazione Sionista Internazionale, che ha un obiettivo politico molto chiaro, che è provare a costruire una patria, uno Stato, un focolare nazionale, un luogo in cui gli ebrei possono trovare rifugio. Perché nasce a fine Ottocento? Ma nasce fondamentalmente per 4 motivazioni. Nasce nell'Ottocento perché nell'Ottocento tutti fondamentalmente pensano che la risposta alla richiesta di libertà, di indipendenza, di uguaglianza sia attraverso gli Stati-nazione. E quindi come nasce l'Italia? C'è un volume che esce nel 1861 che si chiama Roma e Gerusalemme, e l'idea è, ce l'ha fatta Roma ad avere una nazione, a questo punto anche Gerusalemme ce la può fare. Questo per dire che il momento in cui tutti sognano uno Stato-nazione, i serbi, i croati, i montenegrini, gli albanesi, i rumeni, i bulgari, gli ungheresi, i cechi, gli slovacchi, anche gli ebrei dicono: anche noi siamo una nazione, anche noi vogliamo il nostro Stato-nazione. E nasce perché a fine Ottocento si intrecciano vari elementi. Oltre a questo grande idea che circola nell'Europa, che le nazioni abbiano diritto a uno Stato-nazione, per una enorme e forte ondata di pogrom che si scatena contro le comunità ebraiche dell'impero russo, che non sono colpevoli dell'uccisione dello zar Alessandro II, ma diventano l'oggetto di attacchi da parte di popolazione, con l'avallo e il sostegno dell'esercito zarista. E una serie di intellettuali nella Russia zarista dice: beh, sapete che c'è, davanti a questa ondata terribile di violenza noi non possiamo fare altro che andarcene e sognare di creare un nostro luogo, un nostro posto in cui saremo padroni del nostro destino. Ma c'erano anche altre questioni, una questione forte identitaria. Dopo l'emancipazione di fine Settecento, quindi quando la rivoluzione francese dice anche gli ebrei sono cittadini, allora, che identità hanno gli ebrei? Allora c'è l'integrazione, ma allora anche l'assimilazione, c'è l'idea che gli ebrei possono essere, come si diceva allora, cittadini di fede mosaica. Allora il sionismo dice no, l'identità ebraica passa da un'identità che non è soltanto religiosa, non è soltanto culturale, o non è religiosa, non è culturale, ma è politica. Quindi il sionismo dà una risposta a questa grande domanda: ma noi ebrei, dopo che per secoli siamo stati perseguitati e messi nei ghetti, ora che possiamo finalmente sposarci con chi vogliamo, fare almeno nell'Europa occidentale, fare le professioni che vogliamo, che identità abbiamo? E il quarto elemento che si intreccia, io non posso fermarmi su tutti, ma insomma questi sono 4 importanti elementi, è l'antisemitismo, che nonostante la proposta emancipatoria e tutte le leggi con le costituzioni, gli statuti, Albertino nel 1948, che garantisce i pari diritti agli ebrei, l'antisemitismo dice no. Gli ebrei non fanno parte della nazione nostra, sono un corpo estraneo. E anche in Francia, che pure è la patria dell'emancipazione, forse tutti lo conosciamo, l'affaire de Frius, c'è questa enorme ondata di antisemitismo che spinge alcuni pensatori a dire: non c'è niente da fare, noi non potremo mai essere integrati, è bene che ce ne andiamo e creiamo una nostra Stato-nazione. Ecco perché il sionismo nasce a fine Ottocento, e nasce e si sviluppa con varie questioni culturali, politiche, all'interno delle quali è centrale l'incontro con la comunità araba dell'impero ottomano, che che risiede nella Palestina ottomana a fine Ottocento, e che in contemporanea, in quel momento, va per una sua proposta di emancipazione nazionale. Ora non posso entrare in tantissime questioni che riguardano l'impero ottomano, ma come nell'impero austro-ungarico c'è questo grande desiderio di indipendenza, anche nell'impero ottomano i Balcani, i rumeni, i bulgari chiedono indipendenza, e dentro l'impero ottomano il gruppo turco va verso una sua richiesta di Stato-nazione turco,
e la popolazione araba dell'impero chiede un proprio Stato-nazione arabo, facendo saltare l'impero ottomano nel territorio di quella che chiamiamo Palestina, che anche allora si chiamava Palestina, perché questo termine va e viene classicamente nella storia dai Romani, Siria-Palestina, fino all'impero ottomano, qualcuno chiama quella terra Palestina. Gli arabi palestinesi dicono anche noi siamo una nazione, anche noi vogliamo il nostro Stato-nazione, e quindi i due movimenti si incontrano, si intrecciano, collidono, collaborano, combattono, e negli anni 10 del 1900, dentro questo contesto di impero ottomano, di immigrazione ebraica dall'Europa zarista principalmente, ma anche poi il resto dell'Europa centro-occidentale, i sionisti, quelli che immigrano nella Palestina ottomana, iniziano a strutturare una loro comunità, cioè nasce una comunità ebraico-sionista con delle caratteristiche. Io ve ne ho messe alcune. L'elemento chiave tra queste, tutte importanti, è l'autodifesa. Cioè, si struttura da subito la comunità ebraica sionista che dice, davanti a una comunità arabo-palestinese che non ci vuole, per varie ragioni non possa entrarci, noi dobbiamo strutturarci con una nostra forza di difesa che ci difenda, che si imponga con la forza in questa realtà. Quello che dicono i sionisti, e all'interno di questo contesto, in particolare il sionismo socialista, dice: non abbiamo alternative, noi dobbiamo creare un nostro Stato-nazione qui perché in Europa non c'è spazio per noi, per il motivo che dicevo prima. Visto che gli arabi palestinesi non ci vogliono, dobbiamo imporci con la forza, dobbiamo costruire una nostra capacità militare che ci permetta di vincere la loro resistenza. Quindi è qualcosa di lungo periodo questa opposizione militare tra appunto sionismo e movimento nazionalista arabo-palestinese. Sono molto indietro, quindi vado avanti. Immagino che molti di noi sappiano che dopo la Prima Guerra Mondiale, con la fine dell'impero ottomano, è la Gran Bretagna che come potenza coloniale occupa il territorio, e davanti a questi scontri che aumentano, la Gran Bretagna propone nel 1937 la divisione in due parti, due stati, uno stato ebraico è quello lì viola e uno stato arabo che è quello che avrebbe dovuto essere quello in marrone. Io qui segnalo un punto importante, perché per la prima volta la Gran Bretagna introduce un'idea, che è un'idea in realtà che circola in quel contesto, circola nel contesto anche europeo, perché il problema poi delle minoranze è un problema che caratterizza tutto quanto l'Est Europa, la minoranza ucraina in Polonia, la minoranza ungherese dentro i confini della Jugoslavia, del nuovo regno creato, e quindi che rapporto c'è fra maggioranza nazionale e minoranze nazionali. Una delle idee che circola è il trasferimento volontario. Quando non coincide lo Stato con la nazione, come facciamo a fare coincidere? Chiediamo a chi non è parte di quella nazione di andarsene, e questo principio funziona, secondo la metà del tempo, nel contesto greco-turco. Nel 22 c'è questo grande scambio di popolazione. Allora, io perdonate se do tante informazioni, me ne scuso, ma per dire che i britannici non è che dicono improvvisamente che facciamo questo, no, loro assistono a vari contesti e dicono: anche qui non c'è altro modo che creare uno Stato ebraico puramente ebraico e uno Stato arabo puramente arabo. Il problema, la demografia, è che nello Stato ebraico che avrebbe dovuto nascere c'erano 225.000 arabi, e quindi trasferire 1250 ebrei dalla parte araba verso quella ebraica poca cosa. Poi chiaramente c'è l'attaccamento al proprio luogo di nascita, di residenza, la casa, la terra, gli ulivi, le piante, ma lasciamo perdere. Un conto è 225.000 persone. Quindi questo elemento della demografia, cioè garantire uno Stato-nazione per gli ebrei con una solida maggioranza ebraica, significa
necessariamente il trasferimento di popolazione araba, primo punto, e secondo punto questa cosa del trasferimento volontario, incentiviamo, spingiamo a spostarsi popolazioni, questo è un elemento che mi pare che circoli nelle ultime settimane, mesi. Non ho tempo, devo saltare. Quindi quando poi si arriva per varie ragioni, questo piano di spartizione salta, ce n'è un altro piano di spartizione che è questo qui del 47, non è più la Gran Bretagna che lo propone, ma sono le Nazioni Unite, anche là come risolvere il problema dei rapporti fra ebrei sionisti e arabi palestinesi, di nuovo creando due stati, separandoli, con un problema demografico, perché poi il problema è sempre lo stesso. Nel 47 nella Palestina britannica ci sono 300.000, ho sbagliato, perdonatemi, 600.000 ebrei e 1.300.000 arabi. Quindi come si va a creare uno Stato ebraico con una presenza forte di popolazione araba? E questo è un punto interrogativo a cui, come dire, è difficile rispondere. Ecco perché questa sezione che ho chiamato Israele fa demografia e democrazia mette, come dire, davanti agli occhi tutti il problema complicatissimo del rapporto fra terra, cioè terra ove costruire uno Stato, e popolazione. E appunto il primo pezzo di questo rapporto è quella molto nota, è la Nakba, cioè la catastrofe, il fatto che 750.000 palestinesi fuggano, partano, vengano espulsi, vengono cacciati dal territorio su cui poi nasce concretamente Israele. In questa mappa che voi vedete sulla vostra sinistra, in blu è quello che avrebbe dovuto essere lo Stato ebraico una volta che si arrivi a un accordo, e quello marroncino è quello che dovrebbe essere lo Stato arabo. Quando scoppia questa guerra, la guerra del 48, è questa guerra che dura in realtà da novembre del 47 fino al 47 al marzo del 49, quando nasce Israele, che è la parte blu e la parte viola, da quel territorio sono scappati, fuggiti, sono stati espulsi, sono stati cacciati 750.000 profughi palestinesi. Io ho messo queste date per far vedere che la fuga espulsione dei palestinesi non coincide con la guerra, è un percorso più lungo e più ampio che inizia prima e finisce dopo, perché anche dopo che gli armistizi sono stati fatti, che la situazione è, come dire, pacificata, avvengono espulsioni di popolazione palestinese dallo Stato ebraico, e cancellazione di villaggi nel 48, nel 49, nel 50 e nel 51. E qui vengo a questa slide che ha sulla sua sinistra la dichiarazione di indipendenza, che viene letta da Ben Gurion, capo primo ministro di Israele nel 48, nel maggio del 48, che è una dichiarazione in cui Israele dice fondamentalmente: io cosa voglio essere? Io voglio essere contemporaneamente uno Stato ebraico che diventi raccolta degli esiliati, che diventi il luogo verso cui gli ebrei perseguitati possano trovare il loro rifugio. Non sono gli ebrei post-Shoah, quei 300.000 sopravvissuti che provano a capire così la loro vita, non vogliono, non possono farla. Nel 47 a Kielce c'è questo pogrom devastante in Polonia, 46 perdonatemi, in cui gli ebrei polacchi tornano, tentano di tornare nelle loro case e i polacchi non vogliono, perché in quelle case ci sono loro adesso, quindi loro non possono, ma non vogliono, e Israele dice: non vi preoccupate, io vi garantisco, io sarò per voi rifugio, sarò per voi sicurezza, io vi proteggerò, che è un elemento importante per comprendere ciò che il 7 ottobre. Israele non ha protetto la sua popolazione ebraica israeliana il 7 ottobre, ma contemporaneamente Israele dice: io sarò sia questo, ma sia anche altro, sarò anche democratico, cioè permetterò l'uguaglianza completa di tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal sesso. Come intento, poi se lo fa o non lo fa,
io non posso rispondere che non c'ho tempo, ma è un grande punto interrogativo fino a che punto lo faccia. La signora quando dice molto poco, io concordo, ma semmai ci torniamo dopo. Quindi l'elemento democratico è questo, e l'elemento democratico da bilanciare con l'elemento ebraico, cioè Israele è contemporaneamente stato degli ebrei, ma anche stato di chi non è ebreo, ma c'è anche un elemento importante demografico, perché Israele possa essere stato ebraico ha bisogno di una solida maggioranza. In parte l'ha già ottenuto con Nakba, con la fuga / espulsione dei palestinesi, e un po' Israele si propone di rafforzarla con la legge di ritorno, che è una legge che prevede che chiunque sia ebreo nel mondo abbia diritto a tornare in Israele, abbia diritto alla cittadinanza israeliana, e questo è un grande elemento demografico perché permette di rimpolpare Israele e di controbilanciare i tassi di nascita della popolazione palestinese che è rimasta dentro Israele, i palestinesi di Israele, ma anche dei palestinesi che sono rimasti residenti o profughi nella striscia di Gaza sotto occupazione militare egiziana, e dei palestinesi che sono rimasti o residenti o sono profughi in Cisgiordania sotto occupazione / sovranità della Giordania. Ecco perché la demografia è un punto importante, poi tornerò, spero fra poco, nell'ultima slide. Quindi quando nasce Israele, Israele nasce appunto come Stato ebraico democratico, nasce per realizzare l'obiettivo che il sionismo si è posto, uno dei sionismi o i vari sionismi sono posti, di creare uno Stato-nazione per gli ebrei, ma quando appunto Israele nasce nel 48 è di un certo tipo, le cose poi cambiano. Tommaso ha detto prima, non mi ricordo cosa ha detto esattamente, ma se non era, diciamo, inevitabile esattamente, questo perché, ecco, questo è un diciamo, punto non a caso fondamentale. i sionismi. È un punto fondamentale, un punto, diciamo, cruciale. Era scritto nel DNA del sionismo Gaza oggi o no? Questa è una domanda complicatissima. Dal punto di vista, come dire, metodologico, la risposta è no, perché non c'è nulla di teologico. Non è che se io sono Arturo nel 73, quando sono nato, sono rimasto tale, sono cambiato un sacco nel contesto di Israele e Palestina. Io sono 30 anni che me ne occupo, e io sono molto cambiato. Una cosa pensavo 30 anni fa e una cosa penso oggi, e questo vale per tutti noi, ricostruire la nostra vita, ma vale anche nelle ideologie, vale anche nello Stato. Il governo di Israele è uno nel 48, è un governo molto diverso uno nel 2023, quindi è un punto fondamentale, non c'è una teleologia. Allora, cos'è che fa sì che si passi dal 48 al 2023-25? È chiaro che una pulizia etnica è avvenuta nel 48 e anche nel 2025 nei sogni. Questo è un argomento storiograficamente molto complesso, per questo ho detto più volte fuga / espulsione, perché tra novembre del 47 e marzo del 49, giugno 50, passano 2 anni e mezzo e persone scappano spontaneamente nei primi di dicembre. Chi come dire, ha qualche chance, o perché ha soldi o perché ha qualche altra casa, lascia Gerusalemme, lascia Haifa, lascia Tiberiade e va altrove, però poi nel corso dei mesi persone scappano per paura, perché quando iniziano massacri, tra l'altro è un conflitto questo che oppone ebrei sionisti e arabi palestinesi, e da una parte e dall'altra sono massacri contro civili, la fuga a questo punto non è più spontanea ma è forzata, e poi sono proprio espulsioni vere e proprie in vari contesti, cioè persone che vengono spinte dalle baionette ad andare via, camion che portano persone dall'altra parte del confine, quindi c'è un mix di cose. Però ci sono appunto dei tornanti, dei punti di passaggio importanti che vanno considerati per capire cosa è cambiato dentro Israele come governo, come società, come partiti.
Io non ho veramente tempo perché sono già in ritardo, ma certamente un primo tornante importante è il 67. Una delle cose che si diceva, io all'inizio ho detto, quanto era bello prima, come è stato brutto dopo. Ecco, il 67 per molte persone è il passaggio. Prima Israele è democratico e dopo non lo è più. Beh, questa interpretazione lascia qualche perplessità, è un eufemismo, perché la legge del ritorno del 50 è una legge che prevede una prima grande differenza, perché la cittadinanza israeliana, gli ebrei possono ottenerla così in maniera molto facile, i coniugi dei cittadini e paesi di Israele fanno molta più fatica ad ottenerla, quindi c'è un percorso parallelo. Apro con che questo lo dico spesso, chiudo un aneddoto, una parentesi, perdonate, un aneddoto. Tanti anni fa conobbi Adala, che è una bellissima e splendida ONG palestinese di Israele, che si occupa di diritti umani, il cui presidente è un avvocato palestinese di Israele, che è sposato con un'ebrea americana. E gli ho detto, posso, ma tu la cittadinanza israeliana come l'hai ottenuta? Per matrimonio o per ritorno? E lei mi disse, mi vergogno a dirlo, ma per ritorno, perché essendo ebrea americana potevo averla così, da moglie di un paese israele ci avrei messo anni. E questo fa capire che c'è una enorme differenza e quindi, come dici, sono discriminazioni che dal 48 in poi partono. Tuttavia il 67 è veramente un importante tornante, perché intanto è un tornante geografico. Israele nel 67 conquista Sinai, Gaza, Cisgiordania e compreso Gerusalemme Est e il Golan, ma soprattutto perché il sionismo attraverso un suo cambiamento, ecco, ho detto all'inizio, il sionista non può e non deve, secondo me, poi posso bene ovviamente, essere un'offesa. Il sionismo religioso, che oggi è considerato il male, beh, in realtà ha una lunga storia. Il sionismo religioso per gli anni 50 e 60 è un partito politico di forte moderazione, un partito politico che dice tante volte a Ben Gurion, aspetta, non rispondiamo sempre con la forza alle incursioni o agli attacchi, la violenza è eccessiva, quindi è un forte elemento di moderazione. Questo sionismo religioso cambia radicalmente, anche perché in 20 anni cambiano le generazioni. Chi aveva 20 anni nel 48 ne ha 40 nel 67, 40, 60, 60, 80, e nel 67 avviene un momento importante. Questa è una foto famosissima, sono paracadutisti che arrivano al muro occidentale, il Kotel, quello che erroneamente è chiamato muro del pianto, perché Gerusalemme Est è finita sotto sovranità giordana, quindi per 20 anni gli israeliani non hanno potuto andare a vedere il muro occidentale, il Kotel. Ci arrivano il 6 giugno, il martedì 6 giugno del 67, e Moshe Dayan, famoso, no? Questo generale con la benda sull'occhio, super laico, dice sono commosso, emozionato, siamo tornati in possesso del muro occidentale, non lasceremo mai più. Dentro Israele circola quella che si chiama un'ondata messianica, c'è una sorta di passione sconvolgente perché Israele controlla luoghi sacri per la tradizione e identità ebraica, il muro occidentale, ho già detto, ma anche Hebron, la tomba dei patriarchi, altri luoghi importanti. Quindi dentro il sionismo, che è tendenzialmente un movimento laico, possiamo discutere a lungo, ma insomma lo è un movimento in realtà di forte rottura con la tradizione ebraica, dentro quel sionismo c'è questa piccola componente sionismo religioso che dice possiamo incontrare laicità e osservanza, sionismo e ortodossia, ed è questo sionismo che diventa la bandiera della occupazione e della colonizzazione. Questo sionismo che dice Dio in 6 giorni ha fatto il mondo, noi in 6 giorni abbiamo conquistato questi territori e quindi non dobbiamo lasciarli più. È qui che inizia questa fase di progressivo spostamento a destra, spero non essere troppo rozzo, del sionismo religioso, ed è questo che porta quella componente moderata ad essere oltranzista e oggi ad essere quello che è oggi, cioè il partito che più violentemente vuole la espulsione per esiti da Gaza e il controllo anche di Gaza. Un altro tornante è il 77, perché fino ad allora
il sionismo socialista, che è quello tradizionalmente dei kibbutz, anche qua, punto importante, kibbutz è una cosa per me molto bella. Kibbutz è un luogo in cui uno dei pochi forse si è realizzato l'uguaglianza sostanziale, quella frase marxista in cui si diceva fondamentalmente da ognuno secondo il proprio lavoro a ognuno secondo i propri bisogni. Nel kibbutz è stato fatto con un problema, però il kibbutz era solo per gli ebrei. Quindi uguaglianza sì, ma solo per gli ebrei. Il sionismo socialista è un sionismo, non posso soffermarmi troppo, che è uno storico gigante, Ze'ev Sternel, ha detto la nazione ha prevato sulla classe. Quindi socialista sì, ma solo per gli ebrei. Quindi questo è un punto importante che forse andrebbe ricordato per esempio a Sinistra per Israele, che tanto dice quanto era bello. Beh, un attimo, insomma. Comunque questo sionismo che è al governo dal 48 al 77 perde le elezioni e arriva alla destra e ci rimane fondamentalmente da allora per sempre, a parte il 92 e il 99 vince sempre le elezioni per aver raggiunto che non posso affermarmi. E questo sionismo che va al potere, che è il sionismo della destra, è un sionismo che integra la passione, il sionismo religioso della colonizzazione e quindi piglia sull'acceleratore, dice colonizziamo, colonizziamo, colonizziamo e inizia veramente la massiccia presenza di popolazione ebraica dentro Gaza e dentro la Cisgiordania, un'occupazione militare che porta una colonizzazione crescente che va da 10.000 persone negli anni 70 a 700.000 coloni che oggi vivono tra Gerusalemme Est e Cisgiordania. A Gaza nel 2005 non ci sono più per ora. Altro tornante, vado verso la chiusura, perdonatemi, giuro 5 minuti spero, è il tornante di Oslo. Anche qua possiamo discutere a lungo di Oslo, com'era bello, difetti, pregi, ma sarebbe stato meraviglioso se Rabin non fosse morto. Noi non sappiamo cosa sarebbe successo se Rabin viene ucciso da un estremista sionista religioso, non sappiamo cosa avrebbe fatto Rabin nel 96, 7, 8 e 9. Certamente Oslo fallisce per varie ragioni e quindi quando Oslo fallisce fondamentalmente azzoppa il grande sponsor dell'accordo di Oslo dentro Israele, cioè il governo Rabin, il governo, come dire, quell'idea di sionismo che diceva sapete che c'è, quello che è importante è lo Stato, non la terra, e quindi possiamo fare un compromesso con i palestinesi, possiamo andarcene più o meno da zone più o meno ampie. Oslo annienta questa proposta politica e fa vincere quelli che dicevano i palestinesi non vogliono la pace, i palestinesi vogliono ammassarci tutti e quindi quello che conta è la terra, quello che conta è il controllo capillare di tutto. Questo è quello che Oslo fa, sdogana definitivamente questo. Peraltro Oslo affossa Fatah e fa emergere Hamas nel contesto palestinese, ovviamente, perché Fatah ha creduto, l'OLP ha creduto in Oslo. Quando quando Oslo fallisce, a quel punto Hamas può dire l'avevo detto, era una monnezza, Israele non vogliono la pace e quindi il mio modello è quello vincente. E quindi, come dire, dal 2000 in poi si afferma sempre di più questo sionismo che crede nel controllo capillare di tutto, crede che è necessario un rapporto muscolare con i palestinesi ma come anche con i vicini arabi, cioè quello che conta sono le armi, non la politica, è esattamente quello che ha fatto Netanyahu in 2 anni, da allora in poi diventa sempre più rilevante. Io non ho tempo, ma vado verso Gaza. Che cosa questi 2 anni terribili, drammatici, dolorosissimi da 7 ottobre, colgo l'occasione per sottolineare 7 ottobre è un atto terroristico brutale che ha compiuto Hamas, ma anche altre organizzazioni terroristiche, altre organizzazioni armate palestinesi che hanno usato il terrorismo nel 7 ottobre e da popolazione civile di Gaza che ha collaborato, contribuito alle uccisioni e al rapimento del 7 ottobre. Da allora in poi cosa ci dice Gaza? Ma Gaza ci ricorda qualcosa di importante. Gaza è il luogo
in cui Israele prova ad applicare in maniera attenta, decisa, un trasferimento volontario. Quello che circola oggi, cioè noi vogliamo che i palestinesi vengano accolti in Canada, in Egitto, in Giordania, in Turchia, da chi li vuole, su base volontaria, l'ho sentito più e più volte, non è una novità. Nel 1957, quando Israele, guerra del canale di Suez, occupa per alcuni mesi Gaza, prova a farlo, prova a dire ma noi se noi vi paghiamo, andate qua, e non riesce. Nel 67 ci riprova, quando occupa la Cisgiordania, occupa Gaza, prova a dare incentivi, prova a spostare i Gazawi. Ma perché proprio Gaza? Perché Gaza è lì, lo vedete, lì sulla sinistra, no, sulla destra di Israele, lì qua in basso, ed è complicato gestire una striscia piccolissima con tanta popolazione, con una percentuale di profughi altissima. Oggi, come dire, pre-7 ottobre, 66% erano i rifugiati sul totale della popolazione. E quindi la storia di Gaza ci ricorda questo. Ecco perché io credo che quello a cui abbiamo assistito, stiamo assistendo, è un tentativo molto chiaro di pulizia etnica, perché l'occasione d'oro che questo governo dice può fare per risolvere il problema di meno popolazione araba, meno popolazione palestinese su una terra che ci piace e ci fa gola. E questa guerra però mette in luce anche che il sogno della grande Israele è un sogno molto presente nella politica, nella società israeliana, ed è un sogno, come dire, che cozza con Israele, Stato ebraico democratico, come si era definito, come sperava, come voleva, come provava a essere dal 48 in poi, perché è uno Stato che sta silenziando le opposizioni interne, palestinesi e ebraico-israeliane, è uno Stato che sempre di più è ebraico e sempre meno democratico. E questa guerra a Gaza, è chiaro che la guerra, e Tommaso lo può spiegare meglio di me, in tutti i contesti, in tutta la storia, chiede l'aderenza alla comunità, non vuole voci dissidenti. In Israele questo è molto molto chiaro. In questi 2 anni la dissidenza nell'accademia, nei media, nella società, nelle piazze è stata molto molto scoraggiata, se non opposta e repressa. Io mi fermo qui, ho messo alcuni titoli di approfondimento e mi taccio. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Maria Chiara Arioli, sottolineo solo alcuni passaggi. Ovviamente Arturo ha fatto un intervento molto lungo, molto articolato, molto complicato, però ne approfitto nel mentre che Maria Chiara, diciamo, si organizza per segnalargli alcuni punti, anche perché se no altrimenti poi me li scordo, perché alcuni li avevi segnalati, nel testo. Molto importante, tu sottolinei, no? Sionismo di insediamento primaglia, quando ancora comunque i coloni si trasferiscono, ma il disegno di un progetto politico c'è per la creazione dello Stato, ma diciamo su quali siano i confini di questo Stato c'è meno certezza. Seconda aglia, e lo dici chiaramente quando poi citi Sternel, allora la nazione viene prima della classe. Questo che vuol dire? È un punto importante, perché in realtà quel movimento si dà ha come, diciamo, sua struttura base un sindacato, che però è un sindacato che, dovendo organizzare il lavoro ebraico, viene solo ed esclusivamente riservato agli ebrei. In realtà, dice giustamente Arturo, i sionismi non è una decisione a cui si arriva facilmente, anzi ci sono discussioni, ci sono contrasti, ci sono elementi, come dire, anche di lotta politica fazionaria accesa, per cui diciamo c'è oppositore che Ben Gurion che viene ucciso, ecco, per farci capire, insomma, lotta politica vera, e però poi quella è la linea che prevale. Quindi quella cosa lì del lavoro, appunto, ebraico produce un grande problema. Zev Sternel, per capirci, è uno studioso dei fascismi. Quando fa quella riflessione ha presente il tentativo che si fa negli anni 20 e 30 di coniugare il tema della nazione con, diciamo, una interpretazione del socialismo legandola strettamente alla nazione, cioè il fascismo. Allora la domanda che quello storico si pone è molto forte per Israele,
perché è la rimessa in discussione di quel paradigma che dice socialismo in senso democrazia. Lì è esaltazione di un lavoro, ma di un lavoro, diciamo, razionalmente definito. Produce una serie di questioni, perché vuol dire che quando lì localmente la terra viene acquistata dal fondo ebraico, si mandano via i lavoratori arabi che lì lavoravano quella terra per assumere, per far lavorare colonie ebraiche, il che produce un'ulteriore discussione dentro il mondo ebraico, se non altro perché costano di più, vanno trattati meglio, eccetera. Allora lì, secondo me, ti pongo questa domanda, no? Perché un po' è il nodo. La questione della democrazia, invece la prevalenza, diciamo, dell'ethnos, della razza, la dico in maniera molto brutale, e insomma è un nodo. Seconda questione, Ben Gurion, la dichiarazione: Israele riconosce diritti sociali e politici anche a quegli abitanti che non sono ebrei, perché non tutti i palestinesi se ne vanno. Cosa che ricordo, anche se magari conosciamo, vado a memoria, rimangono 150.000, ok. E teoricamente gli dice: voi potete partecipare a questo Stato nazionale, però poi fino al 1966 quella fascia lì della popolazione è soggetta a un'amministrazione di tipo militare, si crea una figura in taluni casi molto bizzarra dei presenti assenti, cioè quelli che non se ne sono andati, non hanno abbandonato Israele, ma non possono comunque tornare nelle loro case, perché questo, qualificandoli in quel maniera, perché magari si sono allontanati, eccetera, eccetera, possono essere espropriati della terra. La complessità della situazione, però, nel 67, con l'occupazione della parte che è il 22% poi della Palestina storica, e che, diciamo, da quel momento diciamo, il solo territorio non in mano di Israele, in realtà anche lì occupato dagli altri paesi arabi. Bisognerebbe fare veramente una discussione a parte sul rapporto tra movimento di liberazione palestinese e paesi arabi, perché spesso i paesi arabi vengono descritti così, sic et simplicite, come amici dei palestinesi. Non è affatto così, la situazione è molto più complicata. Però, per stare alla questione che ci poneva Arturo, la complessità della situazione, dal 67 in avanti inizia in realtà un processo di integrazione, diciamo, dei cittadini israeliani di origine araba, i quali piano piano possono votare. Questa è una cosa che si dice sempre, no? Però possono votare, è vero che potevano votare, però poi in realtà i meccanismi concreti, queste sono tutte cose, lo specifico, che ho imparato leggendo il libro di Arturo, solo che lui non ha avuto il tempo di sintetizzarvi qui, no, perché sennò altrimenti mi prendo meriti che non sono sono miei, sono tuoi, però mi sembrano punti importanti che tu hai sottolineato e che quindi mi sembra giusto ragionarci con, diciamo, il nostro pubblico. Perché poi in realtà un pezzo della società israeliana democratica si batte affinché ci sia, diciamo, questa realizzazione democratica di Israele, per cui sono, come dire, pezzi di società civile che si battono affinché effettivamente i cittadini arabo-israeliani abbiano, ad esempio, il voto, e questo si arriva forse a una piena integrazione, perché poi a lungo non votano, hanno una serie di ostacoli di tipo amministrativi. Paradossalmente, cioè non paradossalmente, il regime di occupazione militare passa rispetto ai territori occupati. Qui ti pongo altre domande, perché ho sempre questa discussione con alcuni miei colleghi che pensano di sapere le cose, invece non le conosco. Ad esempio la posizione di Rabin, che anche quella è una posizione aperta. No, sicuramente Rabin è il massimo tentativo che Israele fa per arrivare a un accordo di pace definitivo. Su quel principio non è importante la terra, quindi che noi raggiungiamo i nostri confini storici, o presunti tali, esatto, per essere più corretti, è importante che ci sia il riconoscimento dello Stato. Però effettivamente, poi leggevo l'ultimo libro di Lorenzo su questo, poi in realtà Rabin non dice mai accetto uno Stato palestinese, l'OLP viene riconosciuta come rappresentante del popolo palestinese, mentre l'OLP accetta e riconosce Israele, non c'è questo elemento, diciamo, bionivoco, perché sennò ci perdiamo dei pezzi, no? Uno dice vabbè, ma allora se erano d'accordo nel fare lo Stato, sto Stato come mai non c'è? Allo stesso tempo Rabin pone quella questione ed è su questo mi fermo poi, quella della demografia, perché poi in realtà i territori occupati sono abitati da persone, diciamo Gaza e Cisgiordania per
semplificare, e sono decine e decine di migliaia di persone. Quindi li occupiamo, ma in realtà neppure possiamo pensare sic et semplice tra un'annessione con quelle persone dentro, per questo andrebbe ad alterare in maniera definitiva proprio la natura ebraica di Israele, perché se li mettiamo dentro e semplicemente li conquistiamo, li annettiamo, li facciamo nostri cittadini, in realtà loro non sono ebrei. E allora, come dire, la questione come dire, di che cos'è l'occupazione, quali sono le modalità dell'occupazione, tutte quelle contraddizioni, secondo me è uno dei punti su cui noi dobbiamo andare a ragionare, e mi soffermo su questo, diciamo, per in qualche maniera poi dare la parola a Maria Chiara, perché lei appunto, no? Il nuovo esilio di Gaza, genocidio, pulizia etnica, affamamento, cioè tutta la discussione sul genocidio. Tra l'altro il libro di Arturo è un libro interessante, perché nel libro lui cita la posizione di uno storico ebreo ed israeliano molto importante, lui sì, studioso della violenza nazista, Omer Bartov, che cambia nel corso di quest'anno, come si è detto, poi le cose cambiano, perché ha cambiato idea. Ovviamente ha subito denunciato l'aggressione post 7 ottobre come crimine di guerra, violazione di una serie, diciamo, di principi umanitari, ma rifiutava la definizione di genocidio. Nell'ultimo articolo, nel suo intervento sul New York Times, che poi qui faccio un po' di, diciamo, pubblicità alla rivista d'Italia contemporanea, esatto, noi abbiamo pubblicato questo testo, invece Omer Bartov, che è uno dei maggiori studiosi della violenza nazista e è significativo, uno di quelli che realmente ha studiato cos'è la Shoah, diciamo, è rispetto al come le dinamiche della guerra hanno sempre più poi portato il governo, questo governo israeliano, ad intervenire con, come dire, un certo tipo di mobilitazione della società israeliana, in cui comunque rimangono fenomeni di dissidenza e, diciamo, anche di repressione sono importanti, però l'ha portato appunto a usare la definizione di genocidio proprio perché, come dire, l'uso della violenza militare, l'idea di punire un gruppo, l'utilizzo a freddo di altre tecniche, l'affamamento, eccetera, tutte cose che noi storici abbiamo visto, diciamo, nel corso della storia del Novecento applicati, il genocidio degli Herero, il genocidio degli Armeni, eccetera, e insomma si potrebbe da qui aprire un discorso molto lungo, insomma, le sta riscontrando in questo tipo di dinamica. Allora, genocidio, pulizia etnica, affamamento, tutti come punti interrogativi, queste domande sono comprensibili in questa dimensione che l'intervento sta accadendo. Dico l'ultimissima cosa, perché ne discutevamo prima di arrivare, ovviamente bisogna fare molta attenzione a distinguere il legittimo diritto alla resistenza, che è previsto anche dal diritto internazionale, quindi anche dalla resistenza all'occupazione, che però è anche questo codificato e quindi significa il rispetto di chi non è militare, delle donne, dei bambini e dei civili, appunto poi invece da una strategia che punta, diciamo, che finisce per colpire i soggetti più deboli. Questo ovviamente noi pensiamo che valga per i palestinesi, da qui la definizione di atto, diciamo, terroristico nei confronti del 7 ottobre, la cui violenza non si estende, colpisce anche in realtà le componenti militari, ne discutevamo prima, diciamo, israeliane, e quelle sarebbero teoricamente e anche praticamente, diciamo, obiettivi legittimi per una resistenza, e poi invece dentro la dinamica anche lì creata dall'occupazione finisce per travolgere e andare a colpire soggetti che ovviamente non hanno nessuna possibile giustificazione da un punto di vista militare, appunto, e dicevo invece poi da questo tipo di atti. Questo pensiamo che valga per tutti, chiaramente, palestinesi e ovviamente israeliani, da cui la discussione sul genocidio. Piccole note a cui spero tu possa rispondere dopo. Prego Maria Chiara. Grazie Tommaso, grazie all'Istituto Gramsci, grazie a tutti e a tutti voi e grazie ad Arturo. Sono molto felice di essere qui. Parto dalle sollecitazioni che faceva adesso Tommaso anche su il dibattito tra storici e storiche, non perché sia un dibattito chiuso, al contrario, ma perché appunto tiene traccia anche di che cosa chiamiamo cosa, e abbiamo visto appunto in questi ultimi anni anche dare nomi diversi alla realtà che avevamo di fronte. Questo sarebbe anche il nostro lavoro e lo facciamo anche con un confronto continuo. Poi sulla categoria di genocidio arrivo subito. Quindi parto da delle fonti che come appunto che sono la base del nostro lavoro.
Parto da 3 fonti del tempo presente, che vi leggo. Sono un po' lunghe, ma ci tengo a leggervele. E la prima è un testo che Ahmad Nabil Ghanim, fotografo di Gaza, pubblica il 15 settembre del 2025, quindi pochi giorni fa, da Gaza City. Io cerco di saziarmi della casa, della strada, di Gaza. La sazietà qui non è sazietà di cibo o di sonno, è sazietà di memoria, di panorama, di un'ultima descrizione prima che la coscienza si perda nei dettagli del luogo. Passo le ore tentando di stringere la città nel mio grembo, di chiudere bene una scatola di immagini e parole affinché nulla si disperda. Sono nato a Rafah e sono cresciuto a Gaza. Qui ho trovato fratelli e amici. Qui la città mi ha abitato come io l'ho abitata. Perciò il distacco da essa è stato simile all'uscita dell'anima. Una tortura che nessun petto può contenere e che nessun cuore può porre rimedio o lenire. So, con l'occhio della possibilità e il giudizio della realtà, che la mia permanenza qui non durerà a lungo. Un giorno o 2, o forse meno, o un po' di più. Ma restare, in questi brevi istanti, è un atto di documentazione, un rito etico, una testimonianza che siamo creature fatte di legami prima di essere viandanti. Se i miei genitori non mi avessero imposto la promessa della partenza, non avrei pensato al trasferimento. E se l'esilio è dovere di vita, restare è un altro dovere, essere testimone di ciò che resta dell'amore per questa terra. Questa non è solo una diaspora individuale, è parte della diaspora più grande che viviamo. Moltiplicazione delle ferite, frammentazione dei nomi e dei luoghi, esilio dentro la patria che non guarisce. In ogni vicolo qui c'è una storia di esilio dentro l'esilio. In ogni foto che scatto, in ogni specchio infranto, in ogni piatto lavato per l'ultima volta prima della partenza. C'è una pagina di un libro più grande che narra come la guerra trasformi le nostre case in musei di nostalgia. La permanenza a Gaza, anche solo per un istante prima della partenza, è un atto d'amore finale. È gemellanza tra testimonianza e dolore, tra ricordo e addio. Ora capisco che ciò che faccio non è solo fotografare, pulire o lavare, ma è un rito per far rivivere la città dentro un'anima che la lascerà, affinché le immagini e le parole smettano di seppellire l'ultimo nome. Sia dunque questo testo una piccola icona per Gaza che ha resistito alla separazione. Forse in questa documentazione c'è una forza che resiste all'oblio e forse in ogni foto che scatto c'è un'impronta che dice che noi eravamo qui e che il cuore rimane dovunque resti la storia. Chiaramente questo testo è appunto di una persona, di un fotografo che sta decidendo se lasciare o no la città all'inizio dell'operazione Carri di Gedeone 2. E negli stessi giorni Gadi Al-Ghazi, uno storico importantissimo, ebreo-israeliano, uno dei primi obiettori di coscienza all'interno di Israele, scrive: ci sono domande sui morti, ma anche innumerevoli domande sui vivi. Poniamo che sopravvivano, che la distruzione non sia totale, il che non è affatto certo. E allora che ne sarà della vita? Che faranno i bambini che sono sopravvissuti ai bombardamenti? E che ne sarà dei feriti e dei mutilati tra le macerie in una terra ridotta in polvere? Che cosa farà la bambina che ha perso entrambe le gambe, quella che ho visto in una foto in un ospedale da qualche parte in Europa? Sorridente, felice per le nuove protesi che ha ricevuto. Lei lo sa? E cosa accadrà alle donne che sopravviveranno, che supereranno tutto e nei cui corpi continueranno ad annidarsi mesi di fame e di terrore? Che cosa dirà a se stesso il padre che ha perso tutta la sua famiglia, il musicista al quale tutto ciò che aveva costruito nella vita insieme ai figli è stato ridotto in polvere? Quando smetteranno i bambini di tremare? E cosa diranno coloro che la morte ha colpito nelle loro case, portando via ciò che solo la morte sa portare via, senza andarsene, rimanendo? E cosa diranno a se stessi i sostenitori della guerra, nel nuovo mondo morto che si sta alzando proprio ora davanti ai nostri occhi? Che racconteranno a se stessi quelli che hanno sostenuto la fame, la deportazione, lo sterminio, quelli che hanno chiesto perché in fondo questi abitanti di Gaza non lascino la loro patria.
E quanti israeliani a loro volta abbandoneranno la propria patria con un dolore infinito e la nostalgia per una terra divenuta un mattatoio? Che cosa sogneranno gli ex soldati? Cosa racconteranno ai propri cari? E cosa non condivideranno mai con nessuno? Uno dei piloti scriverà un libro di memorie? Aspetterà che qualcuno un giorno gli chieda come ti sei sentito nell'istante in cui... E quando esploderà tutto? Quando esploderà? E quando i giornalisti o gli accademici si volteranno e diranno che hanno sempre saputo la verità. E in fondo erano anche un po' contrari, ma era difficile, terribilmente difficile, c'erano aspettative, studi televisivi di tutti i colori. E chi continuerà ostinatamente a negare e a chiedersi che cosa sia in realtà responsabilità? Se è qualcosa che si prende quando si sale su un aereo, o che ti accompagna al supermercato, o che si siede sul cuore durante una cena di famiglia. E quante persone che erano qui a Gaza, che erano qui quando Gaza è caduta, durante il genocidio che si dispiegava, non parleranno mai più tra loro, o si abitueranno ad aggirare con cautela l'argomento, in ogni conversazione, cercando di indovinare dove stavano e ancora stanno quelli che hanno di fronte. E quando esploderà tutto, un orrore oscuro sepolto sotto le macerie, sotto le onde della negazione, rotolato fino a diventare odio represso e vergogna. E poi questa invece è un'immagine che viene da Gaza, è il trasferimento degli archivi di UNRWA, è una delle immagini prese, appunto, scattate durante il trasferimento degli archivi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'occupazione e il soccorso dei rifugiati palestinesi, che è stata scattata questa nel 2023. Poi ci sono stati altri trasferimenti degli archivi nel corso del 2024 attraverso Rafah, fino a quando Rafah era aperta, quindi prima del maggio del 2024. Ecco, gli archivi si sono spostati, sono stati trasferiti, le persone non si sono potute spostare, se non una piccolissima parte, appunto, fino a maggio, però è sempre per interrogarci su che cosa resterà di tutto quello che sta avvenendo, di tutta questa distruzione che abbiamo, che le due persone che ho così scelto di farci ascoltare hanno così meglio di me raccontato. Con voi vorrei fare una riflessione su alcuni termini, sulla categoria di genocidio, visto che l'abbiamo appunto evocata così spesso, sulla sua applicazione in Medio Oriente, in parte sulla categoria di Nakba, che è un termine divenuto molto appunto frequente anche nel dibattito pubblico italiano, e tornare poi sulla storia, quindi sul dibattito storico-storiografico su quello che sta accadendo. Vi dicevo appunto la categoria di genocidio. Non ho difficoltà a dirvi che io e Arturo ci siamo confrontati ogni giorno dal 7 ottobre sulla possibilità di utilizzare o meno questo termine, ed è stato molto doloroso. A un certo punto siamo arrivati abbiamo avuto dei mesi in cui non riuscivamo a utilizzarlo, e dopo questo è cambiato per una serie di motivi. Poi se volete vi raccontiamo anche questo, però per dirvi che non è una categoria che dobbiamo assumere in modo acritico. Ovviamente è una categoria che ha una sua storia, ha una storia che è legata alla sua formulazione giuridica, ma è precedente e successiva ad essa, e ogni concetto giuridico non è solo un concetto giuridico, il che da un lato ci vincola e ci impegna a approcciarlo in modo complesso, quindi ad accettarlo, ad affrontarlo oltre la sola categoria giuridica che esso incarna, ma anche nelle sue implicazioni che il suo uso storicamente e anche nella comunicazione pubblica implica o genera, e viceversa tenerne appunto presenti anche i presupposti. La categoria di genocidio nasce con la formulazione di un teorico che tanti di voi sicuramente conoscono, che è Raphael Lemkin, si salda appunto con la Shoah, quindi la teorizzazione fondamentale è lì. Però Lemkin in realtà nella sua formulazione della categoria di genocidio ha molto davanti un'altra esperienza che viene da prima, che è quella del genocidio armeno. La parola genocidio è una parola molto discussa anche nella letteratura in arabo, perché anche recenti traduzioni di volumi legati a storie di genocidio, volumi comprensivi, insomma, destinati anche a un ampio pubblico, di storia della categoria di genocidio, sono ancora pochi o tradotti in lingua araba. Quelli che sono stati tradotti
diciamo uno degli ultimi, che è il volume appunto di Adam Jones, Genocide, a Comprehensive Introduction, si pone proprio nell'introduzione una riflessione, cioè una domanda su come tradurre in arabo la parola genocidio, che viene normalmente tradotta con la parola ibada, che è, diciamo, equivalente di sterminio. E questo lo sottolineo perché anche l'utilizzo della parola genocidio spesso non è un utilizzo in realtà endogeno ad alcuni ambienti, ma più legato a formulazioni di matrice europea o comunque statunitense. Questo non significa che non sia stato utilizzato anche diciamo da autori palestinesi o arabi, ma in modo diverso. E proprio mi sono resa conto che la prossima settimana c'è una conferenza all'Università di Birzeit, che è una delle principali università palestinesi, che si intitola Dalla Nakba all'Ibada. Quindi questo, cioè, dalla catastrofe allo sterminio genocidio. Quindi l'utilizzo di queste parole è un utilizzo complesso. Vi dicevo appunto Lemkin, perché Lemkin teorizza la sua categoria di genocidio a partire dal genocidio armeno. E quindi diciamo, l'altra grande formulazione teorica che Lemkin produce è proprio intorno al genocidio armeno. Vi ho messo qui alcune citazioni che vengono anche dall'autobiografia che Lemkin scrive. Cito: fin dalla giovinezza ero interessato a creare una protezione internazionale per le minoranze nazionali, razziali e religiose contro lo sterminio. Ho letto nella storia molti esempi di tali stermini. Il genocidio è più pericoloso della guerra. Dopo una guerra persa, una nazione può ricostruire, diciamo, il suo sistema, iniziare una nuova vita, ma quello che è stato perduto da un genocidio è perduto per sempre. E in un altro passo traccia un parallelo tra lo sterminio degli armeni da parte dei turchi e quello degli ebrei da parte dei tedeschi. E in varie pagine, diciamo, Lemkin dedica una serie di testi, in particolare un lungo manoscritto dedicato al genocidio armeno. È proprio evidente il tentativo di studiare, diciamo, la genealogia della Shoah a partire dall'esperienza del genocidio armeno. Su Lemkin c'è stato tutto un dibattito anche con contributi recenti sul fatto di configurarlo come un autore sionista, per utilizzare appunto anche la riflessione che prima ci ha offerto Arturo, perché una serie di autori hanno sottolineato diciamo non solo l'origine ebraica, ma la dimensione proprio diciamo la biografia sionista di Lemkin, che è stata invece molto contrastata da altri autori, tra i quali Dirk Moses, quindi un altro riferimento fondamentale nella storiografia, nella riflessione teorica sulla categoria di genocidio, che hanno invece molto sfumato questa appartenenza sionista di Lemkin, rivedendolo invece in un contesto molto più cosmopolita e differente. Quindi anche questo ve lo segnalo solo perché, di nuovo, come sempre, la storia è fatta non solo studi e conflitti, ma è fatta anche di conflitti, ma questo dovrebbe in realtà esserci, insomma, un elemento anche positivo, insomma. E vi dicevo, scusate, non riesco a tornare indietro, ma torno indietro alla slide precedente. La questione, perché non va indietro, però non è un problema. La questione genocidio Nakba. Grazie. Esatto. Ormai siamo diventati tutti più o meno consapevoli del significato di questa parola. Questa è una delle grandi, perfetto, sì, guarda, lo rimetto qui, esatto, benissimo. Una delle grandi trasformazioni lessicali del post 7 ottobre, come nel dibattito pubblico internazionale, compreso quello italiano, alcune parole siano state completamente sdoganate, e tra queste appunto la parola Nakba, che prima Arturo ci ha evocato, quindi la catastrofe del popolo palestinese, la fuga / espulsione di 750.000 appunto palestinesi, e come sappiamo nella memoria palestinese questa categoria nasce immediatamente appunto nel 48 stesso, in particolare intorno alla teorizzazione di un autore siriano che poi va a insegnare negli Stati Uniti, che è Konstantin Zurik, che scrive questo testo nell'estate del 1948, che si chiama Il significato della catastrofe, in cui teorizza che cos'è la Nakba. Quindi questo termine è un termine che nasce subito. E questo testo ha una grande circolazione, molte traduzioni, e questa parola diventa veramente una parola pregnantissima.
e come tra di voi ci sono, appunto, donne e uomini palestinesi sanno bene, il concetto di Nakba non è un concetto che si limita agli avvenimenti tra il 47 e il 1951. La Nakba continua, alcuni momenti capitali nel 1956, in particolare una serie di fatti a Kfar Qassim, insomma adesso non entro su tutto questo, però appunto la Nakba continua. E questa parola è talmente continua che diventa una parola pericolosa, per cui nel rafforzamento, in particolare dopo la crisi appunto di Oslo, che del carattere ebraico dello Stato di Israele che prima appunto Arturo ci illustrava, l'utilizzo della parola Nakba diventa proibito, per cui vengono approvate delle leggi che rendono illegale l'uso della parola Nakba e in generale appunto identificare l'indipendenza dello Stato di Israele come un momento di lutto. Okay? Tutto questo appunto, l'uso della parola Nakba, che qui vi ho semplicemente mostrato un volantino, questo è un volantino che viene lanciato come tanti altri volantini militari nell'estate del 1948 su un villaggio, il villaggio di Attira, e quindi il titolo è agli abitanti diciamo agli arabi di Attira, e tra le prime parole c'è appunto quello della parola Nakba. Quindi se non ve ne andate cadrà su di voi la parola Nakba, cadrà su di voi la catastrofe. Okay? E poi tutta una serie di dettagli su come si compiranno queste violenze. Chiaramente vedere questo genere di documenti storici a chi di voi ha una minima consapevolezza di quello che sta avvenendo e l'utilizzo dei volantini da parte dell'esercito dall'8 ottobre in poi, troviamo dei pattern purtroppo, dei modelli anche di comunicazione, esatto, che si ripetono così tanto che anche in Cisgiordania, sempre a partire dall'ottobre del 2023, ci sono volantini che circolano anche appunto nella regione di Betlemme su la prossima Nakba è la vostra. Quindi questa parola Nakba si trasforma, viene in realtà appunto da parola proibita, viene assunta anche nella sfera politica, lo sappiamo, viene rivendicata da ministri del governo attuale come proprio un obiettivo da perseguire. Questo aspetto, parola Nakba, genocidio, di nuovo, alcuni punti. La parola genocidio comincia a emergere in modo molto più significativo nella storia del conflitto israelo-palestinese a partire dagli anni '80. Anche qui Arturo ha scritto delle pagine importanti su tutto questo, ma la guerra in Libano e l'intervento militare israeliano in Libano è un momento spartiacque in questo senso. In particolare i fatti di Sabra e Shatila, che vengono poi configurati come atto di genocidio, sono il momento in cui anche nell'opinione pubblica internazionale esplode l'uso della categoria di genocidio riferita ai fatti che avvengono non in Palestina in questo caso, ma alla popolazione palestinese. E quindi sempre per dirci che ci sono delle stratificazioni dell'uso delle parole di cui dobbiamo essere consapevoli. Arrivando alla contemporaneità, adesso poi magari se ci sono domande su questo posso ritornarci nel corso del dibattito, mi interessava arrivare a quello che accade dopo il 7 ottobre, perché appunto vivere dei momenti storici come quelli, assistere a dei momenti storici come quelli a cui stiamo assistendo, il timore di perdere appunto la loro storicità in una serie incontrollata di atti e di giorni è un aspetto che sento sempre molto presente, soprattutto quando parlo con i miei studenti. Questa fotografia, non so se qualcuno di voi la ricorda, questa è Jabalia, è una fotografia presa in realtà non alla fine della distruzione stessa del campo, ma alcuni mesi prima, quindi se la prendessi, se fosse presa adesso sarebbe diciamo appunto i livelli di istruzione che ci siamo abituati purtroppo a vedere. Questo perché appunto il livellamento della striscia di Gaza a cui assistiamo è la cifra
di un percorso storico che prima appunto è stato presentato, che non era un percorso che doveva per forza andare così, quindi assolutamente anch'io sono sulla linea della teleologia, cioè del rifiuto della teleologia, e al tempo stesso che aveva al suo fondamento anche tutto questo. Quindi ci sono storici come Nur Masalha che hanno appunto studiato come alle origini del sionismo ci sia la riflessione sul trasferimento forzato, con tutte anche appunto, possiamo discutere a lungo su tutto questo, però è chiaro che tutto questo genere di violenza non si improvvisa. Il 7 ottobre, appunto, quello che avviene il 7 ottobre viene spiegato e giustificato da parte di Hamas con una serie di video, di testi. In particolare vi invito a leggere un documento che si chiama Our Narrative, tradotto appunto anche in inglese, che è il documento con cui Hamas spiega perché ha compiuto le azioni del 7 ottobre. Tra le principali ragioni viene individuato appunto il fallimento di un progetto sul diritto di ritorno per i rifugiati palestinesi. Cito: dopo il venir meno di tutte le iniziative per la liberazione e il ritorno al nostro popolo, i 7 milioni di palestinesi che vivono in condizioni estreme nei campi profughi e in altre aree, che desiderano tornare nelle loro terre e che sono stati espulsi 75 anni fa, cosa ci si aspettava dal popolo palestinese dopo tutto questo? Sto sempre citando. Che continuasse ad aspettare e a contare sull'ONU impotente, oppure che prendesse l'iniziativa di difendere il popolo, le terre, i diritti e le sacralità palestinesi, sapendo che l'azione di difesa è un diritto sancito da leggi, norme e convenzioni internazionali. Quindi il testo contiene appunto una serie di riferimenti, sia appunto a documenti interni a Hamas, sia al rifiuto, diciamo appunto alla constatazione del fallimento del perimetro negoziale che era stato definito appunto con gli accordi di Oslo, e si evidenzia appunto l'esigenza di presentare Hamas come un movimento di liberazione nazionale, di liberazione totale, che era stato il grande, diciamo, elemento abbandonato dall'OLP in funzione di un compromesso politico. Nel volume che avete appunto in fondo, che appunto presentava all'inizio Tommaso Baris, I palestinesi, curato da Aissam Nassar e Maher Sharif, questo tratto è spiegato in modo molto approfondito, cioè il fallimento della strategia di compromesso politico che aveva scelto l'OLP ne ha determinato la marginalizzazione. Questo ha implicato, diciamo, ha avuto tra le conseguenze l'affermazione di movimenti islamisti che fino a quel momento non avevano riscontrato un particolare successo nella arena sociale e politica palestinese come Hamas, e questo portato alle sue estreme conseguenze, insieme chiaramente all'azione di sostegno da parte dei governi Netanyahu verso Hamas in funzione di un indebolimento dell'autorità palestinese, dell'autorità nazionale, ha creato quel sistema che ha favorito appunto un rafforzamento tale da Hamas da voler imporre di nuovo nell'agenda globale la questione palestinese, che invece sappiamo appunto per alcuni decenni era sostanzialmente scomparsa. Accade appunto dopo le prime ore del 7 ottobre, lo ricorderete, la dichiarazione dello stato di guerra da parte di Netanyahu. Il 9 ottobre del 2023 l'allora ministro della difesa Gallant annuncia: stiamo imponendo un assedio totale a Gaza, niente elettricità, niente cibo, niente acqua, niente gas, è tutto chiuso. Ricordate poi le celebri parole: stiamo combattendo animali umani e ci stiamo comportando di conseguenza. I bombardamenti dei primi giorni determinano lo spostamento di circa 420.000 persone dal nord della striscia. Il 12 ottobre del 2023 l'esercito israeliano informa alle Nazioni Unite di un ultimatum: l'intera popolazione della striscia a nord di Wadi Gaza deve trasferirsi nella parte meridionale entro 24 ore. Questo appunto includeva anche lo staff delle Nazioni Unite. Quindi è un ultimatum che riguarda circa 1 milione di persone, e nei giorni successivi, quindi siamo nel novembre del 2023, comincia appunto una serie di bombardamenti che segnano la devastazione di tutta una serie di aree all'interno di Gaza, compresi quartieri molto importanti nella storia della striscia,
che è una storia ricchissima di cui appunto Arturo ci racconta in un suo libro in uscita, in particolare l'area di Al-Rimal. Ecco, tutto questo inizia un'opera appunto di distruzione sistematica. Inizia appunto i bombardamenti su Jabalia e in quelle settimane vengono lanciati appunto i volantini, come ne vedevamo prima degli esempi purtroppo in decenni precedenti. Si tenta una prima mediazione che porta a un primo cessate il fuoco, che però appunto termina, e nel mese di dicembre appunto ripartono le operazioni e si annuncia la volontà da parte dell'esercito israeliano di assumere il controllo di Rafah. Il controllo di Rafah, ricorderete, appunto avviene nel 2020, tra l'aprile e il maggio del 2024. Quello è il momento di passaggio, nella visione di alcuni storici, in particolare appunto di Bartov, che Tommaso Baris citava prima, da crimini di guerra, crimini contro l'umanità, verso una vera e propria politica di genocidio. L'estate del 2024, quindi di un anno fa, è un'estate segnata da ordini di evacuazione massiccia. Ricorderete nel mese di settembre il diffondersi di un'epidemia di polio, quindi abbiamo questa fase appunto di emergenza sanitaria drammatica, e l'autunno del 2024 è l'autunno dell'estensione del conflitto su base regionale con la guerra con il Libano. Nel mese di gennaio del 2025, appunto, ricordate, si arriva a un fragile accordo di cessate il fuoco, e entra in vigore questo accordo il 19 di gennaio, per poi appunto rompersi il 18 di marzo con la ripresa dei bombardamenti. Ecco, prima scambiavamo alcune impressioni su anche tutto questo, su come sia periodizzante il marzo del 2025, quindi quella ripresa dei bombardamenti, l'interruzione del blocco degli aiuti umanitari. Nel mese di maggio del 2025 viene lanciata l'operazione Cari di Gedeone numero 1. In quei mesi la nuova amministrazione statunitense, l'amministrazione Trump, presenta il primo piano con l'evacuazione della popolazione della striscia, ricorderete appunto la riviera. Poi nel mese di agosto l'amministrazione Trump presenterà un nuovo piano in questo senso, per poi arrivare nelle stesse settimane al lancio dell'operazione Cari di Gedeone numero 2, con l'obiettivo di prendere appunto l'intera Gaza City. Ecco, questo configura il quadro attuale. Il 29 di settembre del 2025, quindi pochi giorni fa, il presidente Trump in conferenza stampa con Netanyahu presenta i 20 punti per il piano di pace, che contengono, a differenza appunto dei testi precedenti, anche un riferimento non al trasferimento, ma alla permanenza della popolazione di Gaza. Quindi siamo di fronte chiaramente a una politica estremamente schizofrenica anche su questi aspetti. Quindi un punto di questi, appunto del cosiddetto piano di pace di Trump, afferma: nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e chi vorrà farlo sarà libero di uscire e di rientrare. Incoraggeremo la popolazione a rimanere, offrendo l'opportunità di costruire una Gaza migliore. Al punto 9 del piano, il peso della storia si fa particolarmente gravido, laddove appunto si propone, a un secolo dall'istituzione del mandato britannico, la creazione di un organismo internazionale transitorio con la partecipazione appunto dell'ex premier Tony Blair. Quindi siamo in un contesto in cui la storia ci esce da tutte le parti. Vado verso la chiusura. Sì, no, ma così abbiamo tempo anche per un po' di risposte. Gli storici e le storiche. Questi mesi, anche proprio, sin dal 7 ottobre in poi, hanno visto storici e storiche confrontarsi in modo molto anche aspro su che cosa stava avvenendo. Alcuni storici israeliani, tra i quali Amos Goldberg, hanno subito espresso una riflessione sul fatto di configurare quello che andava avvenendo come genocidio. Altri, come Benny Morris, storico celeberrimo del trasferimento della popolazione del 48, tanto celeberrimo quanto controverso, perché appunto protagonista di dichiarazioni che andavano in senso contrario, sul fatto che se si era iniziato un lavoro questo lavoro andava terminato.
hanno diciamo, per dei mesi rifiutato di definire quello che andava accadendo come genocidio, ma nelle ultime settimane anche Morris si sta spingendo più in là. Questo appunto altri autori come Avi Schleim hanno sottolineato la fine della possibilità di progetti anche di uno Stato unico che venivano evocati all'inizio. Altri autori invece affermano che ora è possibile solo pensare a uno Stato unico, che però non deve essere appunto lo Stato di annessione de facto a cui assistiamo adesso anche per quanto riguarda la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Vi ricorderete poi anche nel mese di luglio l'annuncio del piano di estensione del cosiddetto progetto E1 sulla cintura di insediamenti tra Gerusalemme e Ramallah. Vorrei chiudere con voi questa parte con due cartine, con due slide. Questa è la prima immagine, è diciamo, la linea di cessate il fuoco definita nel mese di gennaio, quindi quando appunto viene implementato l'accordo di cessate il fuoco. Invece le ultime due sono quelle relative alla situazione attuale e alla trattativa attuale. Sulla prima Hamas vorrebbe tornare, invece la trattativa attuale si concentrano sulla seconda e sulla terza. La prima non prevede un trasferimento forzato della popolazione massiccio come la seconda e la terza, quindi quello che è in gioco non è poco nelle trattative attuali. E finisco solo con questa citazione di un altro storico, appunto Lee Mordechai, autore di un dettagliatissimo database che si intitola appunto Witnessing the Gaza War, Bearing the Witness, che poi ha generato altri tipi di esperienze appunto di raccolta degli avvenimenti, diciamo delle fonti sugli avvenimenti in corso. Lui dice: io, storico di professione cittadino israeliano, testimonio in questo documento sulla situazione a Gaza mentre gli avvenimenti sono in corso. L'enorme quantità di prove che ho visto, molte delle quali saranno citate appunto nel documento che lui pubblica, è stata sufficiente per farmi credere che Israele stia commettendo un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza. La campagna di Israele è in apparenza una reazione al massacro in realtà è evidente, è anche una reazione al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. In ogni caso i torti e le atrocità storiche non giustificano ulteriori atrocità nel presente. Pertanto considero la risposta di Israele alle azioni di Hamas del 7 ottobre del tutto sproporzionata e criminale. Vorrei solo lasciarvi come ultima cosa sulla riflessione dei due storici che trovate appunto nel volume finale. Vi dicevo appunto Aissam Nassar e Maher Sharif, perché una delle riflessioni che alcuni autori palestinesi stanno portando avanti è: nel quadro di devastazione anche delle progettualità politiche che quanto accade a Gaza comporta, cosa rimane del progetto politico palestinese e cosa rimane dell'identità palestinese? Questa è una domanda che lascio aperta, ma sempre per segnalare che le persone non smettono di interrogarsi, anzi. Grazie. Allora, ringrazio Maria Chiara. Dico solo una cosa su questa cosa degli spostamenti della popolazione, Lemkin e gli armeni. È molto interessante perché in realtà, come dire, la nostra immagine del genocidio, che ovviamente anche comprensibilmente è esemplata sulla questione ovviamente della Shoah, in realtà proprio il richiamo che Lemkin fa a quell'evento storico è molto interessante, perché è esattamente uno spostamento di popolazioni in un certo senso, no? L'esercito russo entra nella zona del Caucaso controllata dall'impero ottomano, la popolazione locale è composta di armeni greco-ortodossi, sono considerati tutti potenzialmente, diciamo, sostenitori dell'esercito russo, e allora nel corso della guerra, che è un elemento importante perché la guerra radicalizza, come dire, piani, progetti, idee, diciamo, modalità, allora sostanzialmente il governo ottomano decide di spostare la popolazione armena, e in realtà la gran parte della popolazione che viene spostata appunto muore
per la lunghezza delle marce, la fatica, per l'affamamento, e oltre che per le violenze che in qualche maniera vengono consentite. Allora, diciamo, queste cose riecheggiano, no? Un po' quello che sta succedendo. Va bene, mi fermo qui solo perché appunto dico, secondo me può essere importante ragionare. Poi il campo profughi che hai citato, che è dove nasce peraltro la prima intifada, io vado a memoria, dove c'è appunto, no, anche lì l'incidente, l'autista israeliano che si produce poi la reazione. Direi che questa cosa su cosa resta diciamo, dell'identità palestinese, di un progetto politico palestinese, è un altro elemento di importanza su cui discutere. Però diciamo, io non intervengo più e vorrei capire se invece ci sono domande del pubblico. Vedo Fate che alza la mano e gli do molto volentieri il microfono. Ok, poi Paolo, do la parola a Fate, poi a lei, poi a Paolo che... ok, a tutti quelli che vogliono intervenire, adesso vedremo, ce la faremo. Buonasera a tutti. Qua? Va bene, grazie, buonasera a tutti. Spero di non essere interpretato male, credo, per le mie domande che farò da palestinese, quindi non è una critica, il vostro lavoro è un lavoro, credo che sia analisi accademica molto ben fatta. Spero di leggere il libro, non so cosa c'è dentro. Una cosa mi sta a cuore è che i vari sionismi che possono essere, non so se sono cambiati in tempo o meno, il tempo cambia tutto, però il tempo potrebbe anche svelare una verità. Il progetto sionista è un progetto coloniale, quindi sin dal principio qualsiasi persona là dentro in questo movimento, sia socialista, sia pacifista, sia questo, sostiene lo Stato di Israele in tutta la Palestina, compresa la Cisgiordania, compresa la Sicilia. Tutto quello che è successo anche dopo gli accordi di Oslo è una intenzione sistematica di l'occupazione della Palestina, l'aumento di coloni, la chiusura di tutta l'economia palestinese, il ricatto contro l'autorità palestinese, tutto va verso la creazione di un Israele in tutta la Palestina. Io mi chiedo, a suo tempo, quando si è creato il movimento sionista e il suo lavoro all'interno del governo britannico, la famiglia Roosevelt, la crisi economica britannica, la massoneria, tutte le dichiarazioni di Balfour, la spartizione del mondo arabo con Sykes-Picot, cioè tutto tendeva a occupare colonialmente tutta quella parte del mondo. Quindi non so se il movimento sionista, se avesse scelto, come si diceva, l'Uganda o Patagonia, qual è la reazione della NATO, del mondo occidentale. So che erano entusiasti del fenomeno del kibbutz, erano entusiasti quando Israele ha vinto tutto il mondo arabo, occupando il resto della Palestina, Striscia di Gaza, Cisgiordania, il Golan. Era un fenomeno per loro
In ogni caso andava d'accordo con la loro intenzione di appoggiare una base militare ferma su terra, cioè l'Israele la più grande base militare, e appunto per mettere una spina nel fianco del mondo arabo, musulmano che sia, e di fatto l'Israele controlla tutte le vie del petrolio, l'economia, eccetera, eccetera. Quindi va detto anche questo, spero che, non so se risulta nel libro o meno, però io mi fermerei qua, cioè non voglio andare altro a parlare della striscia di Gaza, sapete tutto come mi stava a cuore il concetto coloniale della situazione. E poi una battuta a proposito di Nakba o non Nakba, ora abbiamo un termine nuovo che lo usa Trump quando minaccia, vi mando all'inferno. Cioè, non so qual è la parola più grave, l'inferno o la Nakba. Non so, l'inferno sarebbe la morte, credo. Cioè, andare proprio a cancellare. E quindi in questo senso loro tendono sistematicamente di annientare la questione palestinese. E poi ci sarà un altro modo per parlare del ruolo dei paesi arabi, questo o quell'altro. Vi ringrazio. Che ci pone una questione complessa e spinosa, ma facciamo bene a riparlarne. La domanda che volevo fare io agli storici è questa. Cioè, se ci fosse stato un rapporto paritario di forze tra palestinesi e israeliani, non si sarebbe arrivati a questo punto. Invece chiedo come mai Israele ha avuto questo grande sviluppo economico, militare, potenza nucleare, eccetera, e i palestinesi invece sono rimasti a un livello veramente basso, perché chiaramente non si può trattare così, cioè di punto in bianco. Poi un'altra cosa, per inciso, questa è meno importante, cioè quella che ha fatto Hamas non è che è stato un atto terroristico, è stata una dichiarazione di guerra. Bene, poi arrivi là, ammazzi 1200 persone, per cui se si è permesso di fare questo senza nessun mezzo militare, chiaramente deve avere alle spalle qualche potenza che gli dice lo puoi fare. E chi poteva essere questa potenza se non l'Iran? Infatti poi Trump la prima cosa che fece, appena l'Iran stava intervenendo, gli andò a smantellare i siti nucleari. Comunque la prima domanda era quella che mi interessava: come mai quelli si sono evoluti moltissimo e quelli no? Allora, Paolo Cutti. Sì, grazie tantissimo a entrambi i relatori. Io mi rivolgo in particolare ad Arturo. Io nel corso degli anni periodicamente torno a farmi una domanda. Io forse nella mia ignoranza della storia del sionismo, appunto magari mi sfugge qualche risvolto che getterebbe una luce diversa sul sionismo e mi consentirebbe di non considerare più la parola sionista in modo come un termine denigratorio. Non dico insulto come hai detto tu, perché non mi piace, cioè io non insulto normalmente, ecco, non mi piace insultare, semmai io uso termini che intendo come denigratori. E dentro di me, diciamo, il sionismo lo considero una cosa sbagliata per i motivi che ha efficacemente espresso Fate. Però, ripeto, ogni tanto dico, ma forse sono io che non conosco alcune cose della storia del sionismo. Appena arrivato qui e ho sentito che tu dicevi il sionismo, la parola sionista non deve essere intesa necessariamente come un insulto. Ripeto, io userei termini denigratori. Ho detto, eccolo, adesso finalmente ce lo spiega. E invece non ce l'hai spiegato. Cioè, io sono qui con le migliori intenzioni, anche se
qualche resistenza, però con le migliori intenzioni. Spiegacelo. Allora, grazie a Paolo. Chi altro vuole intervenire? Mi chiamo Nicola De Domenico, sono antico socio del Gramsci, quasi dalla fondazione. Sì, così va bene? Dico che ho ascoltato dal punto di vista storico qualcosa che io chiamerei micrologie, cioè quello che qualcuno in tedesco dice: vediamo i singoli alberi ma ci sfugge la foresta. E diciamo che la cosa va inquadrata un po' più a monte, diciamo alle origini del sionismo. E prendiamo qualche ebreo, diciamo, di gran nome. Per esempio Baruch Spinoza, che era un dissidente ad Amsterdam che la sinagoga cercò di assassinare. Perché nel Tractatus Theologico Politicus Spinoza dà una spiegazione della diaspora e della fine, del crollo dello Stato di Israele, perché la sua radice era teocratica. E dico, un altro, diciamo, che certo era per l'assimilazione totale, come tanti tedeschi, da Karl Marx, che era ebreo, ad altri che erano talmente assimilati e cosmopoliti da giungere al suicidio quando ci fu l'ascesa del nazismo. E allora, diciamo, il problema fondamentale è da ravvisare in un nazionalismo che è fondato su una religione etnica. E questo, diciamo, naturalmente è qualcosa, diciamo, per la modernità di assolutamente mostruoso, perché si respinge l'universale umano di per sé e invece si assume l'appartenenza a una razza privilegiata, al popolo di Dio, attraverso, diciamo, la nascita dalla madre, non dal padre. Questa religione etnica non consente la conversione, non accetta, perché ha ancora queste caratteristiche. E, diciamo, se andiamo a guardare alle radici, lo sterminio sistematicamente praticato lo si trova descritto a piene mani nei libri della Bibbia, nei libri storici, dove il Dio esigeva che la terra promessa venisse conquistata integralmente passando a fil di spada madri, bambini, per evitare che si riproducessero. Questa era. Sì, ma anche gli animali. E naturalmente, diciamo, il sionismo è qualcosa che io considero assolutamente riprovevole e all'origine di disastri, e, diciamo, il genocidio non è un privilegio della Shoah, che è considerata come una sorta di rivelazione che legittima qualunque cosa, ma, diciamo, c'è qualche cosa di peggio ancora che fa rabbrividire, e io qui lo devo dire. I tedeschi,
lo sterminio lo compirono cercando di nasconderlo. Oggi lo sterminio è esibito dai media e non dico altro. Altri interventi? Sì, sì. Sono tanti. Allora, rassicuro solo sugli storici che la questione del nazionalismo, i rapporti sul sangue e la cultura ce l'hanno presente, il problema di tutti i nazionalismi dell'Ottocento, e purtroppo anche sulla questione dell'uso della Bibbia per lo sterminio ci abbiamo tutti una drammatica, diciamo, consuetudine. Prego. È stato detto che le persone non smettono di interrogarsi e io tra questi ho appuntato giusto alcune delle parole che voi avete usato perché mi hanno raggiunto in maniera particolare. E le immagini di Jabalia ancora di più hanno fatto fare un cortocircuito alle parole che avevo sentito. È stato detto mentre gli avvenimenti sono in corso, giusto? Perché per l'appunto sono in corso e chissà che evoluzione avranno. E allora la domanda è secca e stringata. Concetto giuridico di atto di terrorismo e uso consapevole delle parole. Rivolgo in primo luogo ad Arturo, ma il 7 ottobre è atto di terrorismo? Anche perché poi se ne fa un uso abbondante, radio, televisioni, conversazioni tra le persone. Io mi pongo la domanda. No, rapidissima, la mia è una domanda da uomo della strada. Intanto, sì, donna non posso dirlo, donna della strada. E, dunque, intanto cosa c'è di vero nella narrazione che fanno gli israeliani e quando dicono che hanno occupato i territori pagandoli e poi coltivandoli con la loro fatica, il loro sudore e facendoli naturalmente rifiorire perché erano desertici e abbandonati. Un'altra cosa che non ha niente a che vedere con il sionismo, e cioè si dice da più parti, diciamo sottovoce qualche articolo di giornale, che in realtà i servizi segreti israeliani sapessero benissimo del prossimo attacco di a Israele e lo abbiano volutamente ignorato per avere un casus belli. Ecco, gli storici sanno se c'è qualcosa di vero in questo e che cosa? No, sulla prima siamo preparati però, giusto Arturo? Sulla seconda forse è un po' più complicato. Allora, ok, 1, 2, 3, mezzo secondo. È impossibile. No, lo invertiamo. Salve, intanto complimenti perché io sono una psicoterapeuta intanto. Sono rimasta no, va bene, nel senso che non sono prettamente, cioè non mi occupo prettamente di storia, sto rivalutando la storia perché purtroppo la storia non si studia a scuola. Dobbiamo dirlo, questa storia del Novecento e avanti non si studia. No, a miei tempi non si studiava, tanto a noi mancano anche dei pezzi, diciamo, più o meno giovani per comprendere alcuni passaggi. Soprattutto se parliamo dell'estero, quindi non Italia. Quindi questo è un momento in cui anche deve andare a studiare, a ristudare per chi non ha fatto quello che vi avete detto, i passaggi, diciamo, storici. Allora, una nota da Freud, che diciamo, non è l'ultimo arrivato, secondo cui un po' amaramente forse la guerra non finirà mai perché fa parte del Thanatos, della parte interna del male, della volontà di potenza, anche alla Nietzsche se vogliamo, per citare qualcuno,
che fa parte di noi, del dominio, del controllo, dell'insicurezza, perché se devi uccidere qualcuno è perché tu evidentemente hai dei moti di paura, esatto, quindi proietti. Quindi, ahimè, siamo ancora a discuterne ancora per tanti altri secoli, perché fa parte proprio dell'intrinseco dell'essere umano, di questo aspetto. Però c'è anche la filantropia, quindi diciamo, bisogna andare in questi due versanti. Però io, siccome non mi intendo molto, ecco, di storia e di economia, volevo chiedere quanto per voi è importante l'aspetto economico della situazione, perché su accordi e disaccordi, che io seguo, che mi piace, si parlava dell'importanza della grande quantità di gas, adesso io non so in che termini perché, ripeto, non sono prettamente informata, che sta nella striscia di Gaza, quindi che secondo, adesso non mi ricordo chi l'ha detto, insomma, rappresenterebbe forse uno dei motivi scatenanti e non esplicitati di questo conflitto. Quindi, a parte il genocidio, proprio l'aspetto che fa parte della ricchezza e della supremazia. Volevo avere questo vostro accenno, grazie. Grazie. Buonasera, io sono Giovanni e volevo porre agli storici questa domanda. Ammesso e non concesso che questi di Hamas siano dei delinquenti e non dei patrioti, dico, perché si associa a partire dal governo italiano, da quello americano, da tutti i governi e soprattutto da quello di Israele, si identifica il personaggio di Hamas col cittadino di Gaza e quindi viene attaccato il cittadino comune di Gaza, il bambino, la donna, dicendo che fanno parte di Hamas, perché altrimenti non c'è coerenza. Diciamo. Se noi diciamo che tutti i cittadini di Gaza fanno parte di Hamas, diciamo una bestialità. E se invece facciamo questa distinzione, voglio chiedere agli storici quanti dei cittadini di Gaza secondo voi fanno parte di Hamas come percentuale? Ecco. Questa anche Arturo la spiega nel libro. Allora, chiudiamo gli interventi solo per questione di tempo. Mi dispiace. Vabbè, ok, grazie, buonasera a tutti. Qualche osservazione, domanda, prendetela come volete. Allora, penso, la prima osservazione è che la Shoah non ha una cosa uguale nell'arabo, non ce l'abbiamo questa parola, come anche tradurla, in quanto nella storia arabo-musulmana un evento del genere non si è mai verificato, ma neanche culturalmente, religiosamente non esisteva l'idea di poter cancellare un popolo, sterminare, non esiste. Per questo quando si parla in arabo o quando si parla si usano delle parole un po' alternative alla Shoah, in più l'altra cosa, non c'è molta simpatia sinceramente per gli ebrei dopo la creazione di Israele, questo si capisce benissimo nel mondo arabo-musulmano. L'altra cosa, l'OLP ha guidato come un movimento di liberazione nazionale, laico, progressista, democratico, ma erano considerati dei terroristi. Arriva Hamas, uno dei terroristi. Non lo so sinceramente, la mia domanda, qual è la forma di resistenza che può essere accettata dal mondo occidentale di un palestinese per liberare la sua terra? Sinceramente ci penso, non lo so. L'Occidente non... Dopo, l'ultima cosa, qua leggo questo libro, la seguente domanda. Tra israeliani e palestinesi chi ha torto e chi ha ragione? Per me è una domanda sbagliata. Se lasciamo la storia da parte, si può fare questa domanda, ma se andiamo a vedere la storia, praticamente uno Stato, la prima volta nella storia che uno Stato viene creato per una decisione, uno Stato creato su una ingiustizia, quel territorio apparteneva a un altro popolo, non gli israeliani è un popolo immigrato, sono degli immigrati che non c'entrano niente con la storia di quella terra. E sinceramente certe volte mi sembra che anche studiosi o accademici europei, quando si tratta di Israele, hanno un po' di timore a trattare la questione o andare in fondo e avere una posizione chiara. Quelli che hanno subito la colonizzazione
Giuseppe Mantia. Traggo spunto dai due testi e il primo testo è il sionismo e la costruzione dello Stato-nazione di Israele, e poi la testimonianza della storica che ha parlato di quello cosa lasceranno questi esseri che stanno resistendo lì. Mi ricordava Primo Levi in Sommersi e Salvati, o Vizio di forma, quando nel racconto lui parla dell'affin di bene. E mi chiedo, davanti a questo scenario dove il Mediterraneo potrebbe diventare un teatro di guerra, rilanciare l'accordo dell'Euro-Mediterraneo del 22-27 ottobre 95, che portava praticamente i paesi membri dell'Europa, dell'Unione Europea, insieme ai paesi dell'area mediterranea, a un dialogo di pace. Non potrebbe essere questo un punto di ripartenza e portare avanti davvero la pace, ricordandoci che in Se questo è un uomo lo stesso Levi ci ha più volte invitato a che questi fatti di teste rasate, lui usa il termine, non debba mai più accadere, perché altrimenti siano maledetti per 7 generazioni. Grazie. Allora, scusate. Allora, vi chiederei di rispondere per quanto umanamente possibile e anche brevemente, quindi cose molto complicate. Allora, sì. parto io, ma vado veloce. Una delle ultime domande poneva la questione del fatto, partiva dal fatto che non c'è una traduzione in arabo della parola Shoah. Io dicevo la traduzione in arabo della parola genocidio, ok? Però dopo appunto quella stessa domanda sottolineava il fatto che è difficile chiaramente per alcuni popoli provare simpatia verso Israele dopo la Nakba. Allora, questo è un punto importante che non abbiamo potuto sottolineare né io né Arturo, però studi storici e di autori fondamentali come Gilbert Ashkar hanno chiarito come la diffusione dell'antisemitismo non sia un tratto proprio delle società arabe prima del 1948, quindi noi non vogliamo dare assolutamente l'impressione che ci sia teleologia in questo senso. Quindi di nuovo la storia ci dice tutta una serie di complessità, quindi non è che essenzializzo che l'arabo è antisemita, e noi non abbiamo assolutamente voluto dire questo. E come al contempo attenzione a alcune deviazioni verso una reductio ad Hitlerum e a paragoni non perfettamente appropriati che possono esserci, quindi la comparazione storica è una cosa, l'identificazione di atti con altri attori è un'altra, e questo non possiamo che rifiutarlo. Su quale forma di resistenza sia accettabile e se si configuri tutto questo come terrorismo, poi magari Arturo su questo continuerà. Hamas non è un'organizzazione terroristica a nostro avviso, anche se attori internazionali, tra cui l'Unione Europea, lo configura come tale, perché se il sionismo e i sionismi sono complessi, anche Hamas è un movimento molto complesso e molto composito, che ha la dimensione religiosa, una dimensione politica, una dimensione filantropica e tutta una serie di altri tratti essenziali. Il fatto che Hamas, a nostro avviso, non sia un movimento terrorista non vuol dire che l'atto del 7 ottobre non sia anche un'azione di terrorismo. L'atto del 7 ottobre è tante cose, è un atto politico che vuole riportare appunto la questione palestinese al centro della scena e lo fa in modo spettacolare. È un atto di resistenza anche legittima, è un atto che buca, che ha un impatto fortissimo, perché quell'immagine delle barriere sfondate ha una performatività tale che è indimenticabile, e vedere persone che non erano mai potute entrare nella Palestina storica, al di là della striscia, farvi ingresso in quel modo è estremamente significativo. È anche un atto di terrorismo, perché è un atto che porta alla uccisione efferata di civili. Noi su questo non dobbiamo avere timori, poi possiamo discutere finché ne vogliamo, però su questi aspetti appunto non ci devono far paura.
E parallelamente la domanda che prima si poneva su chi vota Hamas, se la popolazione della striscia di Gaza sia sovrapponibile a Hamas, ovviamente no. La popolazione della striscia di Gaza è una popolazione ha una maggioranza giovane che quindi non ha votato nel 2007, questo è un dato banale, ma noi dobbiamo sempre rifiutare appunto la sovrapposizione tra qualunque movimento politico e una società, ancora di più in questo caso in cui è proprio assolutamente impossibile. Per chi di voi ha modo di leggere, consigliamo assolutamente i contributi di Asaf David, che ogni giorno pubblica traduzioni su dibattiti all'interno della striscia di Gaza sulle conseguenze del 7 ottobre o su quello che le persone all'interno della striscia di Gaza vivono. E di nuovo c'è un dibattito estremamente acuto e acceso sulla efficacia politica del 7 ottobre tra palestinesi, anche dentro la striscia di Gaza. Quindi questo elemento di complessità che richiamiamo sempre è legato proprio anche al fatto che c'è e con questo arrivo anche al perché sono così poco sviluppati. E in realtà non è che siano così poco sviluppati, cioè la popolazione palestinese all'interno anche della striscia di Gaza, parliamo di persone con un livello culturale in tanti casi altissimo, quindi noi abbiamo questo stereotipo, no, un po' orientalista dell'arabo nel campo profughi, cioè, uso arabo apposta, poveretto, disgraziato, cioè non è solo così, che non significa negare tutti gli aspetti di crisi economica, di quello che si chiama il desviluppo anche all'interno della striscia di Gaza, che autrici come Sarah Roy hanno studiato, ma non riduciamo le persone a appunto uno stereotipo. Quindi non è che Israele è il massimo sviluppo e che i palestinesi sono i poverini. Poi è chiaro che c'è un abisso in termini di potenza politica e questo è legato alle conseguenze del fatto che c'è uno Stato, che è uno Stato che ha anche tutta una serie di sovvenzioni internazionali e di potere politico, e dall'altra parte non c'è un attore statuale, quindi c'è un popolo a cui non è riconosciuta l'autodeterminazione. Ultimi due punti, la questione psichiatria mi interessava molto perché prima ne parlavamo proprio con Arturo, vi consigliamo sempre di leggere gli articoli di Sara Parenzo, autrice italo-israeliana acutissima che si occupa proprio delle tematiche legate alla salute mentale all'interno di Israele, che ci definisce una società schizofrenica a dei livelli chiaramente successivi al 7 ottobre ancora più incontrollabili, quindi suicidi, consumo di droghe, violenza intradomestica, tutto quello che accade ha delle ricadute che credo che ce le abbia tra l'altro sulla nostra società, e forse noi dovremmo cominciare a vedere anche le ricadute della violenza agita sulle popolazioni e sulle persone migranti all'interno del nostro paese, sul fatto che lasciamo morire in mare le persone, anche sulla nostra psichiatria collettiva in Italia. E su questo anche diciamo, il sogno finale euro-mediterraneo, che chiaramente su noi ha una breccia perché ci riporta a tutta una serie di progetti politici, pensatori, la Pira, figure, ma anche all'interno di Israele e Palestina, tutta una serie di movimenti congiunti. Dossetti certamente una cosa piccola, ma tutto questo in un qualche modo ritorna, perché prima citavamo Goldberg, il libro che vi consigliamo assolutamente di Amos Goldberg e Bashir Bashir, che si chiama Olocausto e Nakba, pubblicato da una piccola casa editrice di Montesole, legato alla piccola famiglia dell'Annunziata dossettiana, quindi ci sono anche delle biografie, dei movimenti, delle reti, delle associazioni che ancora in modo piccolo, invisibile, anche che possiamo giudicare senza un'efficacia politica, però restano. Grazie, Maria Chiara, bravissima anche nella sintesi. Allora, dunque parto sulla domanda sionismo-colonialismo, che poi anche sia Fate che Tommaso sollevavano. Sì, io quindi quello che dico, poi no, posso sbagliare ovviamente, è che il sionismo è varie cose. E il sionismo è sia un movimento di emancipazione nazionale, questo era il tentativo per Paolo di dare un aspetto positivo, evidentemente non sono riuscito, sia un movimento coloniale. Il sionismo nasce chiaramente in Europa e l'Europa di fine Ottocento è un contesto culturale, politico che è fortemente coloniale, cioè ritiene che siano i bianchi
le persone, il termine maschile perché questa è chiaramente l'idea, cioè gli uomini bianchi, le persone bianche sono titolari di diritti, mentre quelli non bianchi non sono titolari. Questo è il principio chiaro che è alla base dell'Ottocento, ma anche della Società delle Nazioni, leggevo da qualche parte recentemente, che i giapponesi chiedono quella clausola che riconosca parità tra bianchi e non bianchi, e le potenze che pure sono alleate del Giappone, il Giappone è tra i 5 grandi vincitori della prima guerra mondiale, non sono d'accordo. Quindi è chiaro che il sionismo non poteva non essere coloniale, perché nasce tra persone europee che ritengono di essere titolari di diritti e di essere più qualificate. E questo è un elemento importante del sionismo, che però non esclude l'altro pezzo, a mio avviso, cioè il pezzo che gli ebrei dell'Europa ritengono che non hanno altra possibilità che non provare a creare una focolare nazionale, uno Stato-nazione, un contesto nazionale per godere di quei diritti che in Europa orientale non sono garantiti, in Europa occidentale sono soggetti a attacchi di antisemitismo, e quindi loro dicono cos'altro possiamo fare. Poi il sionismo come movimento coloniale, la storiografia è stato molto fatto dalla storiografia, e come dire, il kibbutz è un punto essenziale, cioè secondo un sociologo israelo-americano, Gershon Shafir, il sionismo è un colonialismo puro di insediamento, cioè l'idea è di andare in quel contesto e sostituirsi alla popolazione locale. Il kibbutz fa parte di questo tentativo, perché fino alla nascita del kibbutz, quindi dal 1880 fino agli anni 5-10, il primo kibbutz del 1909, l'idea è di una certa integrazione, cioè noi arriviamo, acquistiamo la terra da chi la vende, e sono latifondisti arabi, poi palestinesi, libanesi, damasceni, di Istanbul, nell'impero ottomano ampio, e chi acquistava terra erano famiglie di vario, che si trovavano in varie città. Una ampia parte di terra palestinese è acquistata da una famiglia Sursock di Beirut, che la vende perché manco gli interessa troppo, quindi è una terra peraltro malarica o molto arida, perché non venderla? E quando viene acquistata inizialmente c'è una compresenza di contadini palestinesi che la coltivano, ma poi progressivamente si afferma l'idea che sia necessario, per realizzare un proprio Stato-nazione, di coltivare, quindi possederla sia, come dire, de jure, acquistandola, che de facto, cioè coltivandola e poi difendendola dagli attacchi dei contadini palestinesi, che quella terra percepivano come propria perché la coltivavano da generazioni. Nel frattempo era stata registrata da latifondisti che avevano i capitali per registrarla, e quindi quelli la vendono, e qui è il contrasto, cioè i contadini ritengono che quella terra, come dire, sia tradizionalmente loro, anche se i latifondisti, questi vendono, gli ebrei arrivano, la comprano e iniziano a coltivarla autonomamente, e quindi lì inizia il progressivo allontanamento dalla terra, che porta ai primi contrasti. Sono contrasti proprio in loco, cioè contrasti fra i contadini palestinesi che stavano in questo contesto e vengono allontanati perché quello lì è terra ormai acquistata dagli ebrei, e lì inizia il contrasto. Quindi ecco perché è importante anche sottolineare l'elemento coloniale, poi ci fa comprendere, altrimenti non capiremmo perché, oltre ad essere un momento di emancipazione, poi porta all'allontanamento e all'espulsione di popolazione nativa. Immagino che non abbia convinto Paolo, ma questa è una mia, lettura. Allora, e qui rispondo alla seconda domanda sul perché, come dire, Israele si sia giocata meglio della Palestina. E qui perché quando la Gran Bretagna arriva, Fate diceva giustamente, Gran Bretagna e Francia si spartiscono nel Medio Oriente, e il sionismo è uno strumento che la Gran Bretagna individua per prendersi la Palestina. Cioè la Gran Bretagna pensa: qual è il modo migliore perché io mi prenda quello che mi serve, perché ci sono gli oleodotti dall'Iraq, è vicino al canale di Suez che mi serve per l'India, e i sionisti sono funzionali alla Gran Bretagna. E la Gran Bretagna, quando arriva,
quindi arriva da potenza coloniale, prova, come fanno i colonialisti, a dividere la popolazione su base, come dire, etnica, e quindi come fanno i francesi in tanti contesti, l'Africa è uno di questi, e quindi la Gran Bretagna dà agli ebrei più diritti di quanto non ne dia alla popolazione indigena. C'è un bellissimo volume che si chiama La gabbia di ferro, di un certo Rashid Khalidi, un docente di Columbia, che espressamente dice agli ebrei vengono dati diritti nazionali, cioè la Gran Bretagna dice: io penso che voi in quanto bianchi siate in grado di avere diritti nazionali e quindi permetto a voi di avere delle istituzioni che siano l'inizio della creazione di uno Stato-nazione, cioè quegli elementi di costruzione di una nazione, di un nation building. Per i palestinesi no, solo diritti civili e religiosi. E questo è un primo grande elemento di disparità, per cui c'è un doppio binario, quindi gli ebrei hanno diritti maggiori rispetto alla popolazione araba locale. Poi questo si intreccia con un altro elemento, che gli ebrei, che appunto sono una popolazione immigrata, esistono anche ebrei tradizionalmente presenti nella Palestina da secoli, che peraltro alcuni dei quali interagiscono con il movimento sionista, altri si oppongono fortemente, per varie ragioni su cui non posso entrare, la popolazione ebraica che arriva nella Palestina viene dal contesto europeo, che è più culturalmente avanzato. Dice sempre Rashid Khalidi in questo volume che citavo prima che la percentuale più alta, a parte psichiatri per la nostra collega psicoterapeuta, ma medici nel mondo su tutta la popolazione, è la Palestina, perché arrivano negli anni 30 in particolare dalla Germania, arrivano ingegneri, medici, giuristi, artisti, musicisti, psichiatri, e loro, come dire, si fronteggiano un contesto che è molto più arretrato dal punto di vista culturale, e questo chiaramente aiuta, però all'interno di una scatola che dà agli ebrei più diritti. Quindi è vero che gli ebrei, come dire, hanno più possibilità per cultura di giocarsela, ma certamente perché la capitale li favorisce, e questo doppio binario prosegue poi tutti gli anni 20, 30 e 40, e alla fine vince nella guerra quello che è più forte, perché appunto il movimento sionista è tutelato e garantito dalla metà maggiormente. E poi in più ci sono l'elemento dei paesi arabi. Ora lo citava rapidamente, ma quando si arriva alla proposta di spartizione, i paesi arabi non vogliono la spartizione, in particolare un paese che è poi più forte, che era la Transgiordania. La Transgiordania non lo vuole lo Stato palestinese, la Transgiordania preferisce l'accordo con i sionisti, dicendo: benissimo, tu ti prendi il tuo pezzo di terra, Stato ebraico, io Giordania prendo quello che doveva essere Stato palestinese e me lo pappo. E infatti la Giordania, anzi la Transgiordania, si annette la Cisgiordania e diventa Giordania. Quindi, come dire, perché? Perché i palestinesi hanno avuto una serie di svantaggi. Passo alla guerra fredda. Nella guerra fredda, e questo risponde anche alla domanda sul terrorismo che qualcuno ha posto, cioè l'OLP è divenuto terrorista negli anni 70-80, perché nella guerra fredda Israele è considerato alleato forte del blocco occidentale, mentre i palestinesi sono considerati alleati del blocco sovietico, e quindi, come dire, il sostegno che gli Stati Uniti e l'Europa fanno a Israele è un sostegno da guerra fredda, e questo va avanti fino al 2001 fondamentalmente, ci sono gli anni 90 con parentesi. Post 2001, nella guerra al terrore, gli Stati Uniti identificano Israele come la diga contro il terrorismo jihadista, ed è molto facile quindi anche nelle retoriche contemporanee dire: Israele rientra con noi nella lotta al terrorismo, mentre loro sono dall'altra parte. Quindi c'è tutto un elemento di sostrato che si somma ai vantaggi, e questo aumenta la disparità fra Israele e i paesi che una cosa non ce l'avevano e non ce l'hanno tuttora. Sì, ora arrivo, ho bisogno di chiudere. Era che andavo in ordine diciamo, no, il nostro collega filosofo, io sono d'accordo su molte cose, tranne che sul definire una religione etnica, perché l'elemento complicato, anche
come definire Israele. Israele è uno Stato che da un lato si pone come uno Stato laico per tutta una serie di elementi, per esempio il riconoscimento del matrimonio civile all'estero, ma contemporaneamente è uno Stato che non ha il matrimonio civile interno, è uno Stato che legge la società propria su basi religiose, sulla base dei millet ottomani, cioè legge i musulmani, gli ebrei, i cristiani, dentro i cristiani, i protestanti, i cattolici latini, i cattolici greci, quindi ed è una contraddizione in sé, però la legge del ritorno, proprio perché Israele è un po' complicato, è una legge che in realtà non riconosce l'appartenenza religiosa, cioè dice infatti legge di ritorno chiunque ebreo, senza dire esattamente chi sia l'ebreo. Tant'è vero che tra vari emendamenti che nel corso poi della storia vengono applicati, alla legge di ritorno possono accedere un sacco di gente, cioè chi è ebreo, chi è coniuge di un ebreo, chi è figlio di un ebreo, chi è nipote di un ebreo, allargando le maglie, altrimenti non capiremo perché tutti quelli che vengono chiamati gli ebrei russi, cioè gli ebrei ex blocco sovietico, molti dei quali non erano ebrei secondo la legge religiosa, hanno avuto la cittadinanza, quindi è un po' più complicato, però certamente, e qua torniamo a quello che diceva Tommaso all'inizio, cioè nelle domande che mi poneva, l'elemento etnocratico c'è, cioè Israele, secondo molti, più che essere una democrazia, è un'etnocrazia, oppure una democrazia etnica, perché garantisce a chi è parte dell'etnos ebraico più diritti di quanto non attribuisce a chi non è parte. Non so se sono stato... E questo è un punto fondamentale. Anna Foa chiude il suo libro dicendo come è possibile continuare a dare la patente di democrazia a un paese che non solo ha avuto una serie di falle recentemente, ma che a partire attribuisce su base etnica più diritti. E questa è la grande contraddizione, in qualche modo irrisolvibile. Ora do un ennesimo carico a vantaggio di Paolo, cioè è chiaro che il sionismo non ha mai sciolto questo elemento, cioè il sionismo fallisce laddove ambisce a creare uno Stato degli ebrei che sia anche democratico. Questa è una contraddizione impossibile da risolvere ed è il nodo centrale che Israele non ha mai risolto. Israele non è mai passato da essere uno Stato degli ebrei a uno Stato degli israeliani, e questa è la nota, è un elemento, come dire, irrisolvibile, per cui, come dire, tutta quella componente post-sionista dice è impossibile, quindi Israele smette di essere Stato degli ebrei e diventa Stato degli israeliani. Allora, sull'acquisto forse le ho risposto, nel senso che Israele, come dire, il movimento sionista acquista fino al 47, poi però con il 48 c'è una requisizione immensa di terra, perché Israele dice quella popolazione che ora è assente e che si trova residente dentro stati nemici di Israele perde il diritto alla proprietà e io l'acquisisco, e quindi questo è un momento chiave, e a quel punto dall'acquisto si passa alla requisizione e alla cancellazione dei diritti sulla terra, sulle case di una fetta molto ampia di popolazione palestinese. Allora, il 7 ottobre, allora diceva appunto Chiara che siamo cambiati. Allora io tendo a non amare la dietrologia e, come dire, finché non abbiamo delle prove che ci consegnino una serie di certezze, io preferisco rimanere. Io quello che ho sempre sostenuto a 7 ottobre fino ad oggi è Israele ha sbagliato, aveva dei segnali ma li ha sottovalutati. E perché li ha sottovalutati? Un po' per quella che io chiamo la hubris. Cioè Israele è appunto erede di colonialismo, ritiene tradizionalmente che i palestinesi, gli arabi non siano in grado. Questo è un errore che commette il 6 ottobre del 73, quando sa benissimo che ci sono dei movimenti di truppe egiziane e siriane, ma dice non sono in grado, non sono all'altezza e quindi lasciamo stare. E lo stesso ha fatto il 7 ottobre. Vabbè, fate poi una parola, sono posizioni chiaramente e quindi dopodiché a fine luglio c'è stata una
commissione parlamentare che sta intervistando, anche se non c'è una commissione ad hoc che il governo ha creato, però la Knesset, il Parlamento, sta ascoltando una serie di testimoni, e c'è una testimonianza molto interessante che è stata poi pubblicata in vari tweet, un sacco di tweet, X, whatever, e c'è la testimonianza di un soldato della Golani, una delle brigate d'élite, che dice questo, e questo l'ho trovato su internet, lo trovate apertamente, dice: alle 5:20 noi abbiamo avuto ordine da parte del nostro comandante di smettere di fare il patrolling, il controllo fino alle ore 9. Siamo rimasti un po' sorpresi, però in quanto noi ne abbiamo accettato. Questo è chiaramente un elemento importante, cioè è una prova, andrà poi verificata, andrà poi trovato la registrazione della telefonata, ma certamente che un soldato dica questo è un elemento importante. Quindi sembrerebbe che ci sia una connivenza di alcuni settori, molti settori, pezzi dei segreti, pezzi del governo, come dire, tutti elementi che vanno poi verificati e che però lasciano seri dubbi, quindi oltre alla negligenza, oltre all'errore, anche una connivenza. Però io per adesso non so rispondere a questa domanda perché appunto servirà poi più tempo. Allora, Filantropia Freud è bellissimo, io non vedo più, è andata psicoterapeuta, si è andata purtroppo. Allora, sorvolo, economia. Allora, davanti a Gaza, così come davanti alla costa israeliana, ci sono giacimenti importanti di gas. E in realtà, così come anche davanti al Libano, come appunto dice Cotelli, che è un nostro amico collega, tra il 18, il 19, il 20, il 21 sono stati degli accordi tra Israele e il Libano, sebbene non abbiano nel recente diplomatico, per un sfruttamento congiunto. E anche con Hamas Israele ha fatto dei dialoghi per uno sfruttamento congiunto, perché certamente l'elemento economico c'è, è interessante, importante, ma io non lo metterei come prevalente. A me sembra prevalente la grande occasione che si è presentata davanti al governo israeliano per provare a fare la polizia etnica di Gaza, dopo che, come dire, altri governi ci hanno provato. Questa è l'occasione d'oro, perché in questo governo c'è un forte pezzo di religioso che sogna il ritorno a Gaza dopo il disimpegno del 2005. Direi che posso forse fermarmi, aggiungere agli anni 90, la domanda di Giuseppe, sugli anni 90. Gli anni 90 sono stati una splendida parentesi, diciamo, con la fine della guerra fredda e la domanda che faranno gli Stati Uniti, unipolare, multipolare, unilaterale, multilaterale, una serie di speranze sono state. Oslo, che io, come dire, non amo, penso che Oslo fosse un problema enorme, perché come diceva Tommaso, Israele è riconosciuto come Stato, ma la Palestina no, e quindi c'è un accordo che è molto squilibrato. Detto questo, però, era un tentativo, e quegli anni però poi sono passati, superati da tutta una serie di elementi internazionali, 11 settembre, e quindi, come dire, è difficile farli tornare. Io auspicherei un dialogo ampio del Mediterraneo, ma, come dire, certamente c'è questo enorme nodo della Palestina che si può sciogliere soltanto garantendo, come diciamo spesso con Chiara, l'autodeterminazione, il diritto alla relazione del popolo palestinese. Finché i palestinesi non avranno una loro sovranità, una loro statualità, Israele e Palestina non si va da nessuna parte. Cioè, la pace passa dalla sovranità palestinese su, secondo me, parte di quello spazio nel Mediterraneo, e finché quello non viene risolto vedo difficile progettare altri accordi di pace che appunto includano quel pezzo di terra. Gli accordi di Abramo erano, secondo me, pessimi, perché non garantivano l'unico elemento chiave che può portare alla pace, cioè uno Stato palestinese. Mi fermo per la lunghezza. Chiara, aggiungi? No, ma solo piccolissime cose su quello che dicevi prima su il 7 ottobre. Allora, chiaramente è fondamentale, cioè, evitare dietrologia, al tempo stesso non mettere la testa sotto la sabbia. Il tema del 73 secondo me è potentissimo, quindi quello è un altro degli elementi di grande successo politico di Hamas. Quindi 50 anni dopo, e
provocando appunto una spaccatura interna a Israele fortissima, perché ci avete lasciato soli a sud per stare tutti nelle colonie a difendere Hebron, eccetera. Quindi è un obiettivo riuscitissimo da questo punto di vista. Poi le direttive Hannibal, tutta la questione pur di evitare rapimenti, colpiamo, e quindi diciamo il numero di morti causato dall'applicazione anche di questa direttiva. Spiega che cos'è, però non so quanto sia cioè, pur di... direttiva Hannibal. Sì, questa è una, diciamo, una linea politica, una strategia militare già diciamo, in uso da parte dell'esercito israeliano, direi dagli anni '80, pur di evitare il rapimento di ostaggi, è preferibile sparare, quindi colpire anche le nostre forze. L'applicazione, che questa è stata approvata, insomma, di questa direttiva il 7 ottobre, quindi ha portato alla morte anche di civili e militari israeliani. Diciamo una nota che tra le 1400 vittime che noi 1200 diciamo, quelle subito accertate diciamo, indichiamo nel 7 ottobre, in realtà una parte di queste è vittime del fuoco amico israeliano, ecco, così ci siamo capiti. E altre cose che sono, queste sì, acclarate, non è dietrologia, è tutto il sostegno economico che Netanyahu ha fornito a Hamas attraverso il Qatar. Quindi qui cioè, non è che è una cosa misteriosa o su cui dobbiamo andare di cospirazionismo, questo è studiato, è provato, lui stesso l'ha rivendicato, quindi è tutto molto, molto chiaro. E sulla questione, solo una cosa minima, delle risorse, io sono d'accordo con Arturo quando dice che la questione economica e risorse energetiche non spiega questo livello di violenza. No, non è questo il tratto. Poi che le questioni delle risorse, l'accesso alle risorse siano questioni fondamentali del conflitto, sì, anche Oslo si giocava anche sulla questione dell'accesso alle fonti idriche, ad esempio. Quindi non è un elemento nuovo, però che questo sia il vero motore no, sarebbe quasi rincuorante, vorrei dire, che fosse questo, purtroppo. Ma allora ci sono tre diverse, nel giro di 9 mesi vediamo 3 tipi diversi di piani di Trump, quindi questo già chiaramente c'è un primo piano nel mese di marzo, c'è un secondo piano nel mese di settembre, c'è un terzo piano alla fine del mese di settembre. Quindi capire quello che significa veramente e parimenti c'è l'apertura della Gaza Humanitarian Foundation, quindi questa agenzia israelo-statunitense sulla distribuzione degli aiuti, che come sappiamo è responsabile della morte di centinaia o migliaia di palestinesi nella distribuzione, tra molte virgolette, degli aiuti. Quindi cosa questo piano significherà dal punto di vista appunto del trasferimento della popolazione, dello sviluppo economico, perché passiamo dal modello Riviera, che è, diciamo, dal modello Doha, con i riferimenti abramitici, perché il primo piano di Trump c'era riferimento ad Abramo, cioè siamo a proposito dell'uso delle scritture, a un modello, diciamo, neocoloniale sostanzialmente, di adesso chissà. È ovvio che l'obiettivo in questo momento è fermare i bombardamenti e fermare l'attacco militare israeliano. Se avete letto il documento che sabato ha pubblicato il patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, è una lettera al patriarcato, in realtà sono documenti anche politici chiaramente, lui vede evidentemente con molto favore questo piano, semplicemente come occasione per trovare una fine a questa situazione che non è la fine del conflitto, non è la fine dell'ostilità, non è la fine dell'odio, non è la fine della violenza, tutto quanto. Che questo piano sia un piano effettivamente attendibile non lo può sapere nessuno. Possiamo solo registrare le variazioni e sperare che questo possa riportare a un tavolo negoziale che era comunque interrotto e vederne ovviamente anche tutte le aporie, inconsistenze o addirittura ritorni storici, insomma. La vedrei così. Allora, siamo diciamo, in controintenso, proverei a chiudere anche perché poi Maria Chiara ha un aereo da prendere, c'è il Presidente che vuole dire 2 parole. Data la fonte di questi piani, non è che è escluso che ce ne sia un quarto, un quinto, un sesto. Considerato che vengono da Trump, chi può dire il domani che cosa ci riserva? Quindi i piani lo vedremo quando saranno definitivi e soprattutto quando saranno attuati. Io volevo dire qualcosa a proposito del termine genocidio, che è diventato un termine
di gran moda non è una parola antica, è una parola formata su homicidium, che invece è antico. Invece dello sterminio dell'uomo, homicidium, qui è il genos che viene detto, la stirpe. E deve avere, secondo la definizione, deve avere non solo lo sterminio delle persone, ma anche dei simboli culturali, cioè dei documenti culturali, dice il testo. I documenti culturali, penso allora che i romani veramente fecero loro il genocidio, lo fecero loro, perché distrussero il Tempio di Gerusalemme, che era il simbolo della... Ora si arriva al paradosso che uno può sterminare una popolazione e se non distrugge anche l'archivio comunale o la chiesa, non ha fatto niente. E difatti si è determinato un uso di genocidio che è mistificatorio, perché se io dico genocidio perché li stanno sterminando tutti i bambini, che cosa? Arriva il saputello e dice non è genocidio. Ma l'idea è non è genocidio e quindi è una bagattella, che parla di genocidio. Solo 4 morti, non è nulla. C'è un uso di genocidio che viene rintuzzato immediatamente da coloro che vogliono minimizzare, che vogliono dire no, non stanno facendo nulla, stanno soltanto scherzando. Tommaso Bares per le conclusioni. No, io non ho conclusioni, invito però solo a riflettere su una cosa, che penso che la nostra posizione sia chiara. Noi pensiamo che i popoli hanno diritto di resistere all'occupazione, abbiamo spiegato, io condivido tutte le cose dette da Maria Chiara, quindi non lo ripeto, cioè il 7 ottobre è tante cose, però vorrei che noi riflettessimo su un'altra questione, cioè tutta la discussione, l'opposizione armata, il diritto che io difendo e penso che sia assolutamente giusto, però credo che il lato drammatico della situazione è che quando ci si oppone senza violenza e senza armi, è lì che la società occidentale è rimasta clamorosamente silente. Cioè, il problema è che la marcia del ritorno, tutte le forme, il tentativo di costruire una rete nazionale per il boicottaggio, che abbiamo fatto qui una discussione, paradossalmente nei nostri, diciamo, nella cultura mainstream viene paragonata al terrorismo, cioè tutte le forme di resistenza messe in atto dalla società civile palestinese, che anche ridiscuteva poi l'utilità della lotta armata, cioè l'ultimo libro di Rashid Khalidi che dice ma forse la lotta non riusciamo a vincere militarmente, non sempre si può vincere militarmente, il che non vuol dire che dobbiamo smettere di opporci e di resistere, no? Perché noi abbiamo esperienze storiche, l'India, il Sudafrica, di forme di resistenza, diciamo miste ma in gran parte pacifiche, che hanno ottenuto una vittoria su un altro elemento. La questione vera che noi ci dobbiamo porre è perché non siamo stati in grado di sostenere queste forme di resistenza qui. Questa è la nostra vera domanda, questo è il nostro quesito e questo è quello che soprattutto noi dobbiamo chiedere a chi oggi ci viene a spiegare e viene anche a spiegare ai palestinesi come e quando devono resistere. Io mi limito a sostenere, diciamo, mi limito a notare questo, che anche quando in fasi storiche la principale forma di resistenza è stata quella non armata, lì è venuto completamente a mancare. Quando diceva giustamente Arturo, è scomparsa la questione palestinese, allora i primi che accettano solo la logica della forza, della violenza, di quello che poi noi condanniamo come terrorismo, i primi che accettano quella logica siamo noi, se restituiamo, diciamo, importanza politica alla questione palestinese solo dopo che Hamas fa il 7 ottobre e mentre siamo rimasti in totale silenzio e indifferenza mentre la società civile palestinese faceva altre volte. E devo dire, ovviamente, ricordiamolo sempre, le società sono complesse e contraddittorie, cioè ci sono state persone, Rachel Corrie e tantissime altre persone, anche occidentali, anche che vengono dal nostro mondo, che si sono, come dire, unite a quella causa e che ci hanno perso la vita nel tentativo di bloccare l'espropriazione delle terre palestinesi, e anche il mondo palestinese, e lo ha ricordato bene Arturo, è composito e frammentato al suo interno, cioè i proprietari feudali che vendono la loro terra e lo fanno ovviamente ai danni dei contadini, sempre diciamo arabi sono in taluni casi, l'ha spiegato benissimo Arturo, non ci torno. Cioè cerchiamo anche di mantenere questa, diciamo, complessità, ma cerchiamo di non perdere secondo me questo punto di vista, perché altrimenti scendiamo su un terreno
che io trovo qui non da un punto di vista storico, ma politicamente pericoloso, no? Perché la questione, secondo me, vera è com'è che siamo arrivati a questo livello, diciamo, di indifferenza e, come dire, di negazione della questione palestinese, non vedendo quello che succedeva, o perlomeno noi, intendo dire, non ovviamente le persone che sono qui, non i movimenti che hanno animato queste settimane, ma come dire, i nostri governi e la nostra classe dirigente, eccetera, eccetera, nelle sue forme più non è stata, come dire, su questo dobbiamo interrogarci, non è stata capace di cogliere quegli elementi che pure ci sono. Secondo me la nostra discussione che noi dobbiamo aprire è su questo, perché ovviamente i primi a riconoscere solo la logica della forza e della violenza sembriamo essere noi. E ovviamente poi chiediamo a tutti di dare invece dimostrazioni su altro, ma mi sembra che sia una nostra contraddizione interna. Però io penso anche che, lo abbiamo detto, come dire, incontri come questi, riflessioni come queste, che mi sembra abbiano prodotto un allargamento della conoscenza, possono di nuovo costituire un elemento di azione e di riflessione e, come dire, che milioni di persone si mobilitano nelle forme pacifiche che hanno carattere, con ovviamente qualche contraddizione, come inevitabile, però si mobilitano. Allora io penso che noi su questo dobbiamo continuare a lavorare. Tutto qui. Grazie a tutti e tutte per essere state qui e grazie ancora ad Arturo e a Maria Chiara.